geil finde, ist diese sardische Gastfreundschaft, wo du das Gefühl hast, einfach kein Tourist zu sein, sondern zu Hause. Und vor allem das Essen ist phänomenal. Nel monitor, grazie. Buonasera, in attesa della connessione radio che sta arrivando fra qualche secondo, vi diamo il benvenuto dall'aeroporto Olbia Costa Smeralda, sono qua con il professor Antonio Usai. Max, stiamo per partire, ci sei? Sì, qui mancano 10 secondi. Max non lo sentiamo. Però non si sente solo quando parte la radio? Ok, allora ancora qualche secondo. Giovedì 26 novembre. Nel frattempo, settimana ricca 2020, un anno che in tanti ci ricorderemo. Siamo in diretta Eccoci. su Radiolina da Max Ti Borrelli. sentiamo. Buon pomeriggio a quelli che ci ascoltano in FM, ma non solo, anche in streaming e poi in Facebook per quanto riguarda Geasar e anche sul sito di geasar.it. Quindi sono molte le situazioni sulle quali voi potete entrare in contatto per questo webinar, per questo call to action, la seconda edizione. Oggi poi una puntatona di quelle che mi intrigano moltissimo, visto che si parla di enogastronomia e non solo. Quindi la linea passa subito al padrone di casa, Lucio Murro. Grazie, perdonateci per qualche piccolo problema tecnico sulla diretta radio, però è molto difficile sincronizzare la diretta web con quella È il con bello la della radio. diretta, Lucio, Il così bello della facciamo diretta. vedere che siamo tutti sul pezzo. Allora, di nuovo do il benvenuto al professor Antonio Usai. Grazie Lucio, e bentrovati. a tutti i nostri relatori. Oggi veramente, come diceva Max, è una puntata molto ricca. Io Antonio vorrei dire solo due cose prima di iniziare. Allora, intanto grazie a te e al comitato scientifico che ci supportate. Ormai questo programma, come sapete, va avanti dal 2017, dobbiamo ringraziare l'assessore Morandi che ebbe l'intuizione di lanciarlo, l'assessore Argiolas che lo potenziò e adesso l'assessore Chessa che lo ha confermato e che ha certificato che insomma è un progetto importante, è un progetto di costruzione di cultura turistica, quindi siamo molto lieti di andare avanti con questo progetto. È una continuità istituzionale piacevole che ci proietta nel futuro, Questo che è ci fa anche capire che le cose utili vengono riproposte. Assolutamente. Allora, bando alle ciance. Allora, due cose. Allora, oggi parliamo di turismo ed enogastronomia. Cerchiamo di mettere insieme due mondi che purtroppo per tante ragioni non sempre riescono a dialogare in maniera compiuta. Siamo qua per cercare di facilitare il dialogo. Mi piace ricordare un documento di qualche anno fa fatto da una fondazione, la fondazione Simbola, che parlava delle 10 ragioni, un documento rivoluzionario per qualche anno fa, che parlava delle 10 ragioni, delle 10 verità sulle quali si lavorava per migliorare la competitività internazionale. Ecco, questo aspetto qui metteva il focus sull'enogastronomia come uno degli elementi chiave dello sviluppo. Ecco, oggi vogliamo prendere a spunto quello studio per dire
mondo enogastronomico può dialogare con il mondo turistico in maniera virtuosa. Sei d'accordo, Antonio? Sono d'accordo, dopo quello studio importante, un buon punto di riferimento, tanti altri studi abbiamo potuto approfondire nel tempo, molti di derivazione universitaria, tanti altri invece di derivazione di agenzie di ricerca piuttosto che di operatori, molte associazioni di categoria che si sono impegnate sul tema. Ebbene, tutti possiamo dire con certezza che l'enogastronomia è uno dei punti di partenza del turismo, è uno dei punti di partenza perché è l'elemento che mette d'accordo tutti e lo fa sia per i viaggiatori abituali che per i nuovi viaggiatori a livello nazionale e internazionale. L'enogastronomia è uno degli attrattori per eccellenza e allora oggi sarà un piacere approfondire il tema, cercare di vederlo nelle sue diverse sfaccettature, di ospiti importanti come quelli che ci preannunciava Lucio, ma soprattutto il messaggio. Gli operatori sanno che con l'enogastronomia possono costruire nuovi prodotti turistici e soprattutto possono generare un'offerta a valere nel tempo, che dà continuità tutto l'anno e che ci può aiutare anche a conquistare nuovi mercati. Li vedremo oggi, vedremo anche qualche dato insieme al collega Gianfranco Fancello e cercheremo tutti insieme di continuare a vedere questa innovazione del sistema turistico come una nuova opportunità anche in un momento complicato. E vorrei fare ancora un flash su Radiolina, se me lo consente la regia, perché uno degli esempi virtuosi di questo connubio tra turismo e agroindustria ce l'abbiamo qui tra noi, è il nostro agro DJ, che a un certo punto della sua vita ha deciso di diventare produttore di vino, ha una bellissima tenuta vicino ad Arzachena, produce un ottimo vermentino e mette insieme, Max, correggimi se sbaglio, mette insieme musica, cultura. Io da te sono stato insieme alla Dinamo Sassari, quindi hai portato anche lo sport, quindi hai cercato di fare un connubio virtuoso, davvero. Troppo buono, Lucio, sei davvero troppo buono, direi. No, devo dire che come il tuo vino, La puntata è una puntata che mi vede in prima linea, in trincea, perché io ho sempre creduto al vino in abbinamento al cibo, in abbinamento alla musica. Io faccio diverse cose in relazione a questa cosa e devo dire che mi trova completamente d'accordo anche questo appuntamento, laddove si parli di enogastronomia. Mi viene in mente un viaggio che io ho fatto addirittura in Inghilterra portando i cibi della Sardegna, il mio zuppa tour che verteva sulla zuppa gallurese, non solo, a Londra in zona Chelsea, una volta eravamo 120, quindi è stata veramente una bellissima esperienza. Insomma, ti ringrazio di questo momento che hai voluto regalarmi. Una persona che conosce non solo la mia azienda ma anche il cibo che io porto in giro, ad esempio Anna Maria Fara, che mi sta guardando in questo momento, e vi ringrazio. Comunque sì, è un connubio fantastico, cibo, vino, musica, piace dovunque. Io però all'inizio mi sono dimenticato di presentarvi colei che mi accompagna ormai in questo viaggio con Call to Action, Maria Assunta Fodde. E questa sera vi saluta e vi fa ciao ciao con la manina anche Andrea Sini di Cara Sardegna. Insieme a noi anche Cristian Azara per Radiolina e Simon Luca che segue la parte tecnica invece da Cagliari. Ti restituisco la linea e ti ringrazio, Lucio. Bene, benissimo Max. Allora, come sapete all'inizio di ogni call to action abbiamo degli elementi chiave, sono quelli dell'analisi dei dati e delle prospettive. Ci colleghiamo subito con la direttrice di ENAC Sardegna, la dottoressa Daniela Candido, che ringraziamo per la sua partecipazione, alla quale diamo subito la linea per capire un pochino come è stato quest'anno e come sarà il prossimo. Buonasera Daniela. Allora, buonasera a tutti, vi volevo ringraziare per l'invito, è un vero piacere partecipare a questo progetto di cultura turistica. E per quanto riguarda ENAC, appunto come Civil Aviation Authority italiana, ritengo che sia molto importante fare una panoramica di quello che è stato il trasporto aereo negli ultimi 10 anni, della fotografia di quest'anno in relazione alla pandemia e di quelle che sono le aspettative future nei prossimi anni. Come voi ben sapete, negli ultimi 10 anni, cioè 2009-2019, il trasporto aereo ha avuto un incremento esponenziale. Questo è stato determinato soprattutto dal fatto che delle compagnie low cost hanno avviato delle... Mi sentite? Pronto? Sì, assolutamente, vai.
Sì, sì, perché le compagnie low cost hanno avviato dei nuovi network, dei nuovi collegamenti, hanno collegato la nostra penisola con dei diversi paesi, e la cosa importante è stata determinata dal fatto che la connettività, cioè il raggiungimento dei luoghi, era in tempi estremamente ridotti. Una media stimata di 80 minuti, e l'incremento determinante è stato dato proprio dalle due isole, cioè dai collegamenti sulle nostre isole, cioè Sicilia, Sardegna e il Sud Italia. Questo, diciamo, ha portato un boom esponenziale di quelli che sono stati i dati di traffico. A dimostrazione appunto che gli aeroporti in assoluto sono il volano dell'economia nazionale, ma soprattutto regionale, che possono determinare uno sviluppo ulteriore di quelli che sono appunto gli aspetti turistici ed economie regionali, per far sì che in base alla domanda si possano sviluppare infrastrutture a contorno per realizzare un'accoglienza perfetta di quella che sono le esigenze poi dei turisti che possono arrivare nei nostri territori sia per motivi lavorativi sia che per motivi proprio leisure. Quindi questo è stato un dato sicuramente favorevole in questo decennio. Poi è subentrata nel 2020 appunto la pandemia, il Covid, che ha, diciamo, interrotto a livello mondiale, europeo e nazionale questo andamento, questo trend positivo, una crisi importante che ha interrotto proprio la mobilità in assoluto e quindi i collegamenti intercontinentali europei e nazionali. La flessione è stata negativa, ma in Sardegna fortunatamente quest'estate c'è stato, diciamo, un dato di traffico positivo, tenuto conto che le restrizioni non consentivano di poter muoversi con disinvoltura, e tenuto conto delle bellezze di questa terra, tenuto conto della storicità e quant'altro, ha accolto in modo adeguato e costante il turista. Quello che vorrei evidenziare è che la positività del dato chiaramente è stata una breve parentesi, ma si spera che nel 2021, in considerazione di quelle che saranno, diciamo, le previsioni sanitarie e di quello che potrà essere uno sviluppo positivo, il nostro traffico possa, diciamo, riprendere. Volevo evidenziare comunque che i gestori aeroportuali hanno attivato al fine di tranquillizzare il passeggero tutte le misure per far sì che in aerostazione o durante il viaggio siano, diciamo, messe in atto delle misure di mitigazione per viaggiare in modo sereno. Anche i vettori hanno recepito benissimo il messaggio, le linee guida ENAC, le linee guida, diciamo, internazionali, che hanno cercato di mitigare la trasmissione del virus, e quindi al momento viaggiare può essere una modalità sicura, e noi speriamo nel riavvio nel 2021 di un traffico positivo a sostegno dell'industria del trasporto aereo in primis, e anche chiaramente di tutto l'indotto che ne discende per il trasporto aereo. Di più non si può dire perché non abbiamo, diciamo, delle previsioni certe, ma i dati e i comitati tecnici scientifici stanno, diciamo, dando delle prescrizioni tali che ci consentono di avere un atteggiamento positivo. Questa è la mia posizione da tecnica. Molto bene, grazie. Ti ringrazio anche a nome degli operatori, perché si aspettavano, sono molto preoccupati su quello che è il prossimo futuro. Quindi quello che noi diciamo è quello che stai dicendo tu, cioè ci aspettiamo una ripresa, per cui un po' di ottimismo ci serve proprio per iniziare a programmare nella maniera giusta la prossima stagione. Quindi ti ringraziamo molto, che da ENAC un parere così autorevole è ovviamente molto importante per tutti i nostri operatori. Grazie Daniela. So che purtroppo non ti puoi trattenere, che hai degli altri impegni, quindi ti salutiamo e ti ringraziamo di nuovo. Do la parola al professor Usai. Grazie Lucio. Andiamo avanti con... Io riprendo subito quello che diceva la dottoressa Candido, perché sapere che il trasporto aereo funziona significa garantire l'opportunità al sistema turistico di funzionare e di poter guardare avanti. E allora ripartiamo da qua, perché in questi giorni, insieme al collega Gianfranco Fancello, abbiamo provato ad approfondire alcune dinamiche nuove, elaborando tutti i dati a nostra disposizione. Abbiamo anticipato nello scorso appuntamento che le serie storiche sono importanti, ci aiutano a capire qual è l'evoluzione del sistema turistico, ci aiutano a capire
capire, se parliamo di trasporto e in particolare di trasporto aereo, qual è stata l'evoluzione negli anni. E allora abbiamo provato a fare questo esercizio. Abbiamo analizzato la serie storica degli ultimi 20 anni di trasporto aereo in Italia e in particolare in Sardegna, per vedere quanto ha pesato questa pandemia sull'estate 2020 e per capire anche, a fronte di questi numeri, se siamo andati un po' meglio come sistema Sardegna o un po' peggio rispetto alla media nazionale. E qua subito devo tranquillizzare i nostri operatori, come anticipava la dottoressa Candido, siamo andati un po' meglio. Siamo andati un po' meglio perché ha retto il sistema, perché l'ENAC ha garantito tutti i voli, perché l'aeroporto di Olbia, di Cagliari e di Alghero hanno risposto prontamente in termini organizzativi alla ripresa dei rapporti con i vettori e quindi ad incentivare il trasporto aereo nazionale ed internazionale. Poi è evidente, abbiamo sofferto anche noi della pandemia generale, della congiuntura generale, per cui i dati sono in calo, però sapere che siamo andati un po' meglio degli altri in qualche modo ci lascia ben sperare per il futuro, perché una cosa è vera, il nostro prodotto dimostra di essere attraente e competitivo, in buona salute, sicuramente come tutti i prodotti ha bisogno di un nuovo posizionamento, però guarda avanti. E allora andiamo subito con i dati, prima poi di passare la parola al collega Fancello, e vediamo subito cosa ci fanno vedere queste serie storiche. Poi un approfondimento che ci è stato richiesto da un ascoltatore la scorsa settimana, vediamo di trovare il tempo in coda nei 20 minuti di dibattito finali. Andiamo subito a vedere che cosa succede con il nostro dato. Qua vi presento la serie storica 2000-2020 che riguarda il sistema nazionale, rilevazioni che prendono in considerazione il periodo 1 gennaio-31 agosto di ogni anno a partire dal 2000 arrivare fino al 2020. E allora un dato è subito chiaro, a livello nazionale abbiamo avuto un calo importante del numero dei passeggeri trasportati che sulla serie storica ci ha fatto tornare indietro di tantissimo tempo. Guardate, noi abbiamo avuto una diminuzione generale del 36,6% di passeggeri a valere sui 20 anni, il che vuol dire che tutto quello che abbiamo guadagnato nel corso del 2000-2010, 2010-2019, e lo vediamo dall'andamento di queste curve, è stato quasi tutto disperso, per metà disperso, con gli effetti della pandemia. Passeggeri totali in calo del 36,6%, internazionali del 27,9%, nazionali del 44,3%. Questi dati ci colpiscono logicamente. Quando abbiamo visto il risultato con Gianfranco di questa serie storica è immediato, la sensazione non è positiva, però cerchiamo di cogliere sempre dei segnali in tutto questo. Quando andiamo a vedere le curve all'interno del solo 2020, vedete? Abbiamo gli effetti, gennaio, febbraio e marzo, gennaio e febbraio a livello nazionale c'erano dei movimenti interessanti sia a livello nazionale che internazionale, c'era un movimento di flussi per motivazioni diverse, si andava in controtendenza rispetto all'estate, il periodo leisure per eccellenza, il crollo di marzo, aprile, maggio, giugno che inizia a riprendersi, vediamo la ripresa della curva e poi un luglio e agosto che iniziano a segnare degli elementi positivi evidentemente nel caro generale. Ma vediamo cosa è successo in Sardegna. Serie storica della Sardegna, i 3 aeroporti della Sardegna tra il 1 gennaio e il 31 agosto del 2000-2020. Anche qua vediamo un andamento un po' diverso rispetto a quello nazionale, ma comunque con una crescita esponenziale dei passeggeri totali tra il 2000 e il 2020, alcune battute d'arresto con i periodi di crisi 2009-2010, ma poi una costante crescita. Questa dimostrazione che il nostro prodotto funziona e che il nostro sistema turistico gode di buona salute che negli anni è aumentata. Poi è evidente, vediamo qual è il crollo, lo possiamo vedere sia con la percentuale del 2020, abbiamo un crollo sui passeggeri totali del 63,2%, sui nazionali del 52,8%, sugli internazionali dell'86%. La media generale sui 20 anni, quindi che cosa succede sommando i dati di tutti e 20 gli anni, ci fa vedere una caduta dei passeggeri totali del 17%, una diminuzione dei nazionali del 26,5% e degli internazionali in media dell'80%. Questo subito ci fa capire che quando dicevamo in alcuni momenti, ce lo dicevano gli operatori, ma noi come sempre dovevamo vedere i dati, che probabilmente questa pandemia ci aveva fatto bruciare gli sforzi degli ultimi anni, ahimè è vero, i dati sono questi e si distinguono per aeroporti. La tendenza è sempre non positiva, però evidentemente alcuni aeroporti hanno avuto una performance migliore. Partiamo subito da Olbia e vediamo che Olbia rispetto al dato generale ci colpisce subito per un dato positivo. In questi 20 anni, nonostante la pandemia,
abbia generato nel solo 2020 una perdita dell'85,4% dei passeggeri internazionali, tuttavia la tendenza ventennale ci porta a segnare un più 33,6%. Questo cosa dimostra? Che Olbia ha lavorato molto bene nel corso di questi anni, che ha avuto una crescita costante, esponenziale in alcuni momenti, e che questa crescita è riuscita nel ventennio anche a bilanciare il grave problema che stiamo affrontando tutti insieme. Questo ci fa capire che quando il sistema funziona, anche davanti ad elementi straordinari come quello che riguarda la pandemia, tutto sommato ci fa ben sperare, ci proietta in un futuro in cui senza la pandemia il nostro sistema non solo è performante, ma è molto molto competitivo a livello nazionale. Vediamo gli nazionali che ad Olbia hanno avuto un calo sui 20 anni del 35,7%, con una diminuzione per il solo 2020 del 48,2%, e in totale abbiamo avuto una perdita del 67,8%, che però sui 20 anni è un meno 27,3%. Ripeto, guardiamo sempre i numeri, e questa serie storica l'abbiamo voluta analizzare per questo motivo. Rendiamoci conto di quello che ha riguardato gli ultimi 20 anni, perché questi ultimi 20 anni hanno fatto segnare in Sardegna una crescita importante del sistema turistico, e allora bene analizzarli nella loro complessità. Guardiamo cosa succede soltanto ad Olbia nel 2020. Vedete, abbiamo, per una serie di motivi, perché Olbia nei mesi di gennaio, febbraio e nei mesi di febbraio-marzo era interessata da una chiusura strutturale per il rifacimento della pista, l'adeguamento delle strutture di controllo. Allora vedete che noi abbiamo un andamento piatto marzo, aprile e maggio con un meno 100%, qua si è innestata anche la pandemia con la chiusura degli aeroporti regionali eccetto Cagliari, ma poi una risalita immediata. Guardate cosa succede con i passeggeri totali. Abbiamo questa curva che cresce mediamente più degli altri aeroporti ed è superiore alla media nazionale, e poi fa segnare rispetto all'anno precedente, al 2019, solo, perché è il caso di dire solo, un meno 37,2%, e rispetto ai nazionali abbiamo solo un meno 2,8% nel mese di agosto. Allora avere solo un meno 2,8% nel mese di agosto, anche rispetto ad altre destinazioni che poi Gianfranco ci presenterà, vuol dire la conferma di ciò che dicevamo prima: siamo competitivi. Andiamo subito sui passeggeri internazionali. Qua certo il crollo del 67,3% su agosto, ma abbiamo visto che la media generalizzata ci poteva portare anche su un meno 80%. Per cui, ecco Lucio, io approfittando di questi numeri, abbiamo guardato Olbia, abbiamo anche i dati di Cagliari ed Alghero. Per questioni di tempo li possiamo proporre in seconda battuta, lasciando la parola a Gianfranco. Benissimo. Ma poi ogni approfondimento ci sarà. Quindi per gli amici del nord-est della Sardegna, del nord-ovest e del sud, abbiamo la situazione chiara e ve la presenteremo poi con le battute nella seconda parte. Gianfranco. Professor Fancello, ci sei? Sì, ci sono, ecco qua, ho Eccoti. appena attivato il microfono. Sì, buonasera a tutti, grazie Elegantissimo, Antonio. complimenti. Vabbè, oggi era d'obbligo e d'uopo. E quindi volevo riprendere un po' gli elementi che ha specificato Antonio. Un po' abbiamo lavorato un po' in sinergia per riprendere un tema che da ieri a quest'ora è un po' sulla bocca di tutti. Abbiamo fatto un po' come facevano Maradona e Careca: uno crea gli spazi e l'altro si infila. Abbiamo lavorato di sponda l'uno con l'altro, guardando un po' il tema. Antonio ha guardato gli scenari generali, io ne approfitto per condividere lo schermo. Mi sono concentrato in particolare invece sugli ultimi 2 anni. Questo perché guardando gli ultimi 2 anni abbiamo esattamente la situazione relativa alla situazione pre-Covid e post-Covid. Se vi ricordate, nelle puntate precedenti abbiamo analizzato durante il primo webinar il caso della Sardegna, durante il secondo ho confrontato la Sardegna con le Baleari. Oggi facciamo un confronto con un sistema molto simile, che è quello dell'isola di Creta, dove quindi confronteremo Sardegna e l'isola di Creta rispetto al 2019-2020 con le variazioni percentuali, quindi appunto con un confronto sulla Sardegna. Vi anticipo che la prossima volta faremo un confronto con la Puglia, quindi con una regione nazionale, e poi vedremo nell'ultimo le prospettive del 2021. Per chi non lo conoscesse, ecco, Creta è un'isola appunto della Grecia, quindi una regione della Grecia con un standard abbastanza simili, una superficie di circa 8.000 km², un terzo degli abitanti della Sardegna, poco più di un terzo degli abitanti della Sardegna, circa 623.000, però abbiamo 21 milioni di presenze turistiche, il doppio della Sardegna, arrivi 3 milioni e 3.
circa, con un numero di hotel stimato in circa 1600, un numero di posti letto stimati in circa 172.000, numeri che sono circa il doppio rispetto a quelli della Sardegna. Quindi un'isola che è fortemente indirizzata sulla tipologia, è un'economia di tipo turistico, un terzo del numero di abitanti della Sardegna, più del doppio rispetto a presenze ed arrivi. Ci siamo concentrati con Antonio sull'analisi di due aeroporti principali, uno l'aeroporto del capoluogo, Candia, e l'altro la Canea, che è un aeroporto a forte vocazione turistica, e poi le confronteremo questo col caso di Cagliari ed Olbia. Guardiamo un po', tabella che vedete qui a sinistra, dati 2019, qui dati 2020, ovviamente non vi leggo tutti i numeri, vi faccio vedere solo gli elementi essenziali. Abbiamo rilevato sia il numero di voli che il numero dei passeggeri. Nel 2019 l'aeroporto principale Candia, nel periodo gennaio-settembre, perché siamo andati a confrontare lo stesso periodo, faceva circa 6.751.000 passeggeri con circa 44.000, con una media di passeggeri a volo che era di 150, nel periodo estivo saliva a 160. Nel 2020 questo dato si è abbassato di quasi un terzo e siamo passati a 117 negli interi 9 mesi e 127 solamente nel periodo estivo. La Canea più o meno lo stesso, 171 e 152 e 161, che è il numero di passeggeri medi per volo, che sono registrati con una media di circa 2.400.000 passeggeri che sono arrivati nel periodo gennaio-settembre, e invece nel 2019, nel 2020 invece abbiamo registrato 103 passeggeri per l'intero periodo e 110 luglio-settembre. Quindi mediamente abbiamo avuto una diminuzione più o meno, come potete vedere, intorno nel rapporto passeggeri-volo di circa il 32%. Vediamo in Sardegna cosa è successo. Allora, i dati della Sardegna, la dottoressa Candido lo diceva all'inizio, Antonio lo confermava, in numeri assoluti, ma soprattutto come percentuali non siamo andati male, riferiti per esempio ad altri contesti come quello di Creta che stiamo vedendo adesso. È vero che il numero di passeggeri-volo, ma questo è un dato assoluto, è minore, ricordate quel numero 150 e 160, per Cagliari era l'anno scorso di 135 e 134, scusate sono andato avanti, ecco qua, mentre per il 2020 abbiamo avuto 101 come media, mentre Olbia ha avuto 113 e 115. Quindi diciamo ha tenuto abbastanza rispetto a un 133-137 del periodo 2019. Quindi se io dovessi andare a guardare per Olbia, per esempio, che è l'aeroporto che stiamo andando a guardare, la differenza, guardate in basso a destra, quest'angolino qua, la differenza nel periodo 2019-2020 del rapporto passeggeri-volo abbiamo avuto un meno 14 e un meno 16%, che è la metà rispetto al dato che invece Creta ha registrato. Dove si è difesa la Sardegna? E qui c'è una chiave di lettura interessante, soprattutto sui voli nazionali. Guardate un po', è la stessa slide che vi ho fatto vedere Antonio, io qui la sovrappongo con i due aeroporti di Creta e con Cagliari. Guardate qui il grigio, vedete che praticamente non abbiamo avuto nessuna perdita, se non quelle perdite, abbiamo avuto praticamente uno 0% o con valori di unità molto molto bassi sulle differenze dei voli nazionali tra il 19 e il 20, mentre Creta, e i colori sono il rosso e il blu, si è attestata con le perdite tra il 19 e il 20 tra il 30 e il 40%. Allora, perché la Sardegna si è difesa meglio? Anche Cagliari, vedete, su un meno 20%, si è difesa meglio sui voli nazionali. Si è difesa meglio sui voli nazionali perché, avendo una popolazione che è quasi il triplo rispetto a Creta, ha una struttura di voli, di offerta, che deve rispondere anche a una domanda di sardi residenti, e quindi su quella struttura, anche in un periodo di crisi in cui sono venuti meno tutti i player internazionali, e infatti andiamo a vedere come invece i voli internazionali sono calati molto, su quella struttura dei voli nazionali e dell'offerta nazionale è riuscita a difendersi. Quindi è questa una chiave di lettura interessante, cioè lavorare molto su una, diciamo, su una struttura di voli che consente di rispondere a una domanda sia in che in out,
e sulla base di questa praticamente il valore che si è andato a perdere è quasi nullo. L'ultima slide che vi volevo far vedere è questa qui. Anche l'altra volta l'abbiamo vista per le Baleari, quanto è diciamo il periodo agosto-settembre. A settembre c'è stato l'incremento dei contagi e quindi c'è stato un crollo ulteriore rispetto a quello che si ha normalmente. Questo primo dato ci dice quanto ogni singolo aeroporto ha perso l'anno scorso nel passare da agosto a settembre. Candia -16, la Canea -14, Olbia -35, Cagliari -14. Quest'anno invece c'è stato rispettivamente -30, -32, Olbia -50, Cagliari -35. Ma quello che è importante non è tanto questo, è la perdita, è il valore percentuale. E quindi un -14, un -18, Olbia ha tenuto, diciamo, -15, Cagliari ha sofferto un po' di più perché a Cagliari sono venuti meno nel periodo agosto-settembre e quindi con l'aumento dei contagi rispetto all'anno scorso sono venuti meno, diciamo, quei voli internazionali che invece nel periodo di settembre riequilibravano un po' la perdita e il valore percentuale. Quindi diciamo, e chiudo, una ventata di ottimismo, ma soprattutto il fatto che abbiamo delle condizioni strutturali dovute anche a una buona domanda interna che ci hanno consentito in qualche modo di mantenere botta quest'anno su alcuni elementi e di guardare con un po' più di tranquillità il futuro prossimo. Lucio, io ho completato, spero di essere stato nei tempi. Incredibile Gianfranco. Oggi non credo ai miei occhi, siamo drammaticamente on time. Ah, bene. Quindi Comunque adesso diamo appuntamento per il dopo eventualmente per dopo le festival, sì. Non l'abbiamo detto all'inizio, però faremo una sessione post webinar in cui andremo a soddisfare le domande di questa sessione, ma anche delle sessioni precedenti degli ascoltatori. Adesso diamo la parola al nostro guru, a Joseph Yark, che ha una grande responsabilità però, siccome non tiene mai il tempo. A questo punto gli altri tuoi colleghi hanno risposto bene, Joseph, quindi adesso tu non puoi esimerti da stare sui tempi. Vediamo se riesci a vincere questa sfida, vai. Ecco, iniziamo male perché non ti sentiamo. Joseph? Eccoci qua, sì. Eccoci. Eccoci, diciamo che ci proviamo. Andiamo a condividere. Ok. Iniziamo male, come dici bene, perché come sempre perdiamo qualche secondo per la condivisione. Okay. Bene, si vede bene, penso, vero? Ancora no. Adesso? Pronti? Ok. Bene, buonasera a tutti. Tenterei di essere nei tempi, Lucio. Allora, fondamentalmente la riflessione di un argomento importante come quello dell'enogastronomia è fatta non tanto dalla logica di sviluppare che quello che più o meno tutti pensano, l'enogastronomia come prodotto turistico, sino che andiamo a vedere in una destinazione come la Sardegna, che è prevalentemente percepita nel mercato come balneare, può sfruttare l'enogastronomia. Pertanto il punto di partenza è capire se può aiutarci, si conta l'enogastronomia. E la risposta la vedremo è sì, soprattutto perché il turismo balneare che noi abbiamo, come sappiamo bene, ha un'offerta relativamente poco diversificata, ma quello che stava già accadendo, ma quello che accadrà ancora di più nel post-Covid è una maggiore segmentazione delle tipologie di domanda balneare che abbiamo. Quello che dobbiamo di considerare in ottica di proposta turistica della Sardegna è che il cibo, la cucina, il vino, eccetera, vanno a contribuire fortemente in fare crescere il valore della destinazione. Osservate queste due immagini, che sono classiche dei villaggi. Il valore, la percezione che un turista ha del classico buffet internazionale rispetto a un approccio, un far vedere ai nostri clienti la cucina in diretta, ma anche e soprattutto locale, fa crescere molto quello che è la percezione del valore del prodotto.
Allora andiamo a vedere velocemente i 3 profili del turismo enogastronomico. Abbiamo il classico, cioè quelli che viaggiano con la motivazione fondamentale e il proposito di sperimentare tutto quello che è l'enogastronomia, pertanto è il suo fattore di scelta. Abbiamo un secondo che è quello dove, e questo è molto importante da considerare per la Sardegna, quelli che danno valore all'esperienza complessiva e dove l'enogastronomia ha un aspetto molto elevato perché viene percepito come un fattore, diciamo, di piacere, ma anche, e questo è quello che abbiamo normalmente, quelli che vedono l'esperienza balneare, diciamo, con la enogastronomica come un di più, pertanto che in qualche maniera gli interessa mangiare bene. Qual è l'obiettivo che può avere la Sardegna? Cominciare a ragionare con il secondo profilo, cioè quelli turisti che percepiscono l'enogastronomia come un piacere perché significa incrementare il valore aggiunto della destinazione, della proposta, e questo vuol dire poter lavorare con migliori prezzi. Allora, perché ci serve il prodotto tipico? Il prodotto tipico ci serve per incrementare l'attrattività in una prima fase, per rafforzare ovviamente la competitività e la positività dell'immagine della destinazione, e soprattutto per cominciare a costruire delle attività complementari che vanno a aggiungere valore, competitività e attrattività, per dopo fare un secondo passaggio, cioè cominciare a lavorare in creare un vero prodotto turistico enogastronomico. Allora, serve fondamentalmente l'enogastronomia, ma soprattutto la cucina, i prodotti locali, diciamo, quello che è il prodotto sardo in qualche maniera, per costruire il valore superiore della destinazione rispetto a altri concorrenti. Ricordiamo che il valore ha una formula che è quella della qualità più il servizio diviso per la logica dei costi. In conseguenza dobbiamo ragionare sulle sinergie fra il turismo balneare e la gastronomia locale. E cominciamo a capire come nasce questo vincolo, come si sviluppa, come il sistema turistico della Sardegna può incrementare il valore e la percezione di una proposta turistica complessiva come destinazione Sardegna, ma anche delle singole destinazioni, che sia molto più attraente e molto più competitiva. Partiamo dalla logica del punto di partenza, cioè dei ristoranti, i ristoranti dentro gli alberghi, le trattorie, eccetera, per passare sicuramente a includere, a suggerire ai nostri ospiti la visita ai mercati, ai musei del gusto, anche ai produttori, le cantine, eccetera, eccetera. Pertanto noi dobbiamo però considerare che questa strada la stanno già facendo i nostri competitor. Qui abbiamo 3 immagini chiare. Abbiamo l'immagine della Grecia, abbiamo l'immagine delle Isole Baleari, ma anche tutto quello che sta facendo Malta, dove stiano sfruttando, come vedete qua, queste sono le web istituzionali, dove le 3 destinazioni che sono competitor chiare della Sardegna stanno puntando molto fortemente su tutto quello che è la cucina, l'enogastronomia e anche le ricette, eccetera, cioè tentando di aggiungere valore, come dobbiamo fare in Sardegna, alla loro proposta grazie all'enogastronomia. Il perché di tutto questo? Perché andiamo a vedere questo aspetto che è molto importante. Quali sono i profili dei turisti che abbiamo nelle diverse destinazioni balneari? Fondamentalmente possono essere classificati in 2 ambiti: quelli passivi, dove in realtà quello che scelgono perché danno importanza alle caratteristiche della ricettività, delle attrattive, eccetera, ma anche a quelli attivi, che sono quelli che danno più importanza che alla ricettività e ai servizi, all'immagine della destinazione, quello che la destinazione li offre. Andiamo a vedere anche come vanno classificati, ma vado molto velocemente per dire che per i passivi, ovviamente abbiamo il turismo di famiglia, che in realtà dà relativamente poca importanza all'aspetto enogastronomico, tutti quelli che sono i gruppi di amici, eccetera, poco, ma quello che è il turismo di coppie, questo dà, diciamo, questi sono i valori di scelta, il relax, l'ambiente, ma anche le opzioni enogastronomiche e soprattutto le attività enogastronomiche che si possono fare. Abbiamo ovviamente il segmento premium, dove ovviamente un fattore determinante nella scelta è l'offerta gastronomica di qualità complessivamente in tutta la destinazione, e ovviamente abbiamo il gourmet, per il quale è quello che sceglie ovviamente perché cerca una gastronomia di qualità.
D'altra parte il turismo attivo o i turisti attivi sono quelli che hanno le esperienze passive, dove sicuramente ha una grande importanza, come vediamo, la gastronomia locale, mentre che quelli che scelgono, perché hanno veramente una logica prettamente sportiva, prestano relativamente poca attenzione. Questo è il motivo per il quale i nostri competitor stanno puntando molto fortemente al binomio turismo balneare più enogastronomia. Come possiamo in Sardegna sfruttare l'enogastronomia? Beh, fondamentalmente perché dobbiamo mostrare attraverso l'enogastronomia tutti gli aspetti identitari dell'isola, della sua gente, il carattere, la personalità, il fatto che si vive e che si è genuino, ma farlo in modo assolutamente esperienziale. E l'enogastronomia, la cucina, è un elemento di traino fondamentale, perché in definitiva tutti devono mangiare, è una grande opportunità che abbiamo. Però dobbiamo considerare, analizzando quello che vedevamo prima, le destinazioni competitor in generale, quello che succede sul turismo balneare nell'area mediterranea, c'è un dato molto importante. Per il 60% dei turisti balneari che scelgono destinazioni italiane ma anche competitor, per un 60% la gastronomia è un fattore determinante all'ora di scegliere dove andare a fare la sua vacanza. E andiamo avanti, come fare o come la Sardegna può sfruttare la gastronomia? Beh, fondamentalmente intendiamo che la cucina, i prodotti tipici, i vini, eccetera, eccetera, hanno sicuramente un ruolo attraverso 4 approcci diversi. 1, come elementi di attrazione, 2, come componente del prodotto complessivo, il terzo è l'esperienza e ovviamente anche in logica di esperienzialità. Vediamo in questa prima fase come sfruttare e costruire binomi enogastronomia e altre proposte turistiche, fra queste il balneare. Come possiamo farlo? Beh, innanzitutto tentando di sfruttare il patrimonio enogastronomico locale come un elemento di promozione e di differenziazione, promuovendo, comunicando, costruendo una proposta enogastronomica in ottica di piacere, non tanto culturale, se non come il piacere di godere il territorio, conoscerlo e anche i sapori. E soprattutto lavorando con la logica di utilizzare il patrimonio enogastronomico come valore rispetto all'attrattiva principale. Ma se vogliamo in qualche maniera cominciare a creare già il prodotto enogastronomico la Sardegna, dobbiamo di partire dalla premessa che le condizioni sono che ci sia un patrimonio culinario riconoscibile da parte del mercato, e grazie a Dio Sardegna ce l'ha. Come anche è necessario che ci siano ristoranti, esercizi, eccetera, ma anche dentro della propria ristorazione alberghiera, cioè cominciare un po' a fuggire della logica del buffet classico internazionale, eccetera, dove poter far conoscere e far vivere e sfruttare l'esperienza gastronomica locale. Ma finalmente il fatto che ci sia un patrimonio, ricette, piatti, eccetera, che riflettano la diversità, l'autenticità, ma anche la innovazione. E se vogliamo fare il passaggio successivo, cominciare a creare, a posizionare Sardegna come destinazione di food tourism e di wine tourism, dobbiamo ragionare e cominciare a lavorare in creare itinerari enogastronomici, anche strutturare, offrire, comunicare al mercato, non soltanto quando il turista è già qua, sino cominciare a tirargli esperienze enogastronomiche, cioè attraverso ristorazione stellata a diversi livelli, ma anche, molto importante, lo vedremo dopo, la ristorazione di tipo tematica, diciamo certificata per quanto riguarda alla sua autenticità. Eventi enogastronomici che non sono le sagre, lo vediamo dopo, le degustazioni, il show cooking, i laboratori, eccetera. Pertanto, come possiamo ragionare o come possiamo costruire rafforzare la competitività della Sardegna? Utilizzando la tradizione culinaria e vitivinicola, ma convertendo la cucina locale in tangibile, in qualcosa che sia facilmente, sfruttabile e riconoscibile da parte dei nostri ospiti. In conseguenza la riflessione, guardando al futuro, perché nel turismo post-Covid la concorrenza sarà molto elevata, e in conseguenza dobbiamo di lavorare e di cominciare a aggiungere più valore all'offerta turistico-balneare e di altri prodotti turistici della Sardegna. In conseguenza facciamoci una domanda: può il patrimonio, l'enogastronomia, i prodotti tipici della Sardegna aiutarci a rafforzare la competitività, a rafforzare l'immagine e l'attrattività sia della Sardegna come grande destinazione, ma anche le destinazioni locali
e anche a ogni singolo operatore? Beh, la risposta è sì, ma dobbiamo lavorare su 4 elementi fondamentali: che ci sia la cosiddetta qualità enogastronomica, cioè che i nostri piatti, i nostri prodotti abbiano buon sapore. Questo non si discute. Che presentiamo le attrattive, che presentiamo i piatti, che suggeriamo, che utilizziamo i prodotti locali, i prodotti freschi, ma anche la varietà dell'offerta della cucina culinaria della Sardegna, che dobbiamo lavorare in comunicare, in strutturare, in fare tangibile, comprensibile la nostra cultura enogastronomica, cioè il rispetto dei sapori, eccetera, cominciando in qualche maniera anche a introdurre la innovazione, ricette, ma anche puntare molto sull'autenticità e la cucina tradizionale. Ma non dobbiamo dimenticare il luogo dove si mangia, dove dobbiamo far capire l'ambiente locale, come sono le installazioni, il disegno, l'atmosfera, eccetera, e anche soprattutto il servizio. E lì abbiamo qualche problemino, cioè non tanto dal punto di vista del prezzo, perché diciamo che la convenienza più o meno c'è, ma soprattutto nel modo nel quale facciamo il servizio e l'ospitalità, l'accoglienza turistica. Pertanto, come obiettivi, forse dobbiamo ragionare che per migliorare l'accoglienza e la percezione che i turisti devono avere della Sardegna è fondamentale includere il concetto dell'accoglienza enogastronomica, che ci può servire per ottenere soddisfazione dei nostri clienti, ma soprattutto per generare reputazione positiva. Perché guardate, se andiamo a vedere e analizzare i post, le recensioni, i commenti, eccetera, i nostri turisti fanno molto di più immagini, post, fotografie di quello che mangiano, di piatti, eccetera, anche della sua classica vacanza. Pertanto, questo ci indica che è un elemento che noi dobbiamo di utilizzare e appoggiarci su questo e sull'enogastronomia per incrementare la nostra reputazione. Pertanto, come dobbiamo lavorare? Beh, far sì che ovviamente i turisti si sentano a casa, capiscano e accettino ben volentieri i piatti sardi, la cucina sardi e i prodotti, che questo li deve provocare esperienze memorabili, soddisfacenti, ma soprattutto dobbiamo lavorare anche sulla gestione della propria accoglienza nei ristoranti, negli alberghi, eccetera, sempre suggerendo, facendo in qualche maniera, comunicando quello che è il patrimonio che va a identificare la tradizione della Sardegna, dove abbiamo un elemento fondamentale ben accettato di tutti, che è la nostra enogastronomia. E come possiamo fare per creare e avanzare su questo prodotto? Beh, costruendo, per esempio, itinerari e strade del gusto, ma attenzione, in ottica turistica, non agricola, eccetera, dobbiamo di creare, ma che siano aperti, dove dobbiamo di avere formazione dei nostri operatori, vitivinicoli, di produzioni, eccetera, per poter in qualche modo dare una ottima accoglienza, ma una buona spiegazione. Guardate, in Sardegna abbiamo dei prodotti eccezionali, lo sappiamo, ma estremamente particolari. E questo è un elemento che noi dobbiamo, aiutare a costruire e con loro costruire una maggiore attrattività della Sardegna, perché oltre ad avere ottime spiagge, paesaggi incredibili, eccetera, abbiamo una cucina che ci può servire fondamentalmente per incrementare la nostra attrattività sui mercati internazionali, ma anche creando momenti tematici, eventi, festival gastronomici, eccetera, eccetera. Alcuni abbiamo quel girotondo, ma guardate che molte destinazioni stanno già puntando molto su questa impostazione, ma anche cominciando a creare una rete di ristoranti di cucina sarda, di specializzati in mare, eccetera, dove ci sia la certificazione in qualche maniera che il prodotto, il piatto, la tradizione nel quale si cucina va garantita, perché oggi i turisti mi cercano non molto più. La logica della cucina internazionale sta perdendo forza, perché la enogastronomia sta diventando in qualche maniera, e tutto quello che è il piacere del food tourism, un elemento fondamentale e va a aggiungersi a quello che i turisti stanno sicuramente cercando. Senza dimenticare che dobbiamo ricominciare a strutturare un vero prodotto enogastronomico. Qui c'è molto da percorrere ancora in Sardegna, con organizzare le visite ai produttori, le cantine, i mercati, eccetera.
Dobbiamo cominciare a sfruttare l'enogastronomia, la nostra cucina, per incrementare l'attrattività e cominciare a ragionare e lavorare per creare all'interno della proposta turistica della Sardegna un posto assolutamente di rilievo per l'attrattiva del turismo enogastronomico. Direi che sono andato molto bene, Lucio, perché sono ancora 6 minuti fuori tempo. Mi merito un premio questa volta. No, Ora però... sei in anticipo, va benissimo. Sono in anticipo. Ti ringrazio, Ora- sei stato un grande. C'è qualcuno che vuole Ora c'è intervenire? Sì, Robert, vai. c'è la traduzione in italiano che deve andare ora, parte ora. Vabbè, non gli perdoni di avere questo accento bellissimo spagnolo, però insomma, guarda che Esatto. ormai ci siamo affezionati. Se iniziasse a parlare un italiano, un toscano come il tuo, noi ci troviamo in difficoltà a questo punto, Antonio, giusto? Ma Lucio, possiamo qua passiamo fare spagnolo al una toscano. cosa? Vai. Possiamo fare una cosa, e così diciamo, lasciamo Robert assolutamente appiattito. La prossima volta lo faccio in catalano, così gli amici dell'Alghero mi capiranno benissimo e tu non capirai assolutamente nulla. Va bene ragazzi, Affare fatto. grazie davvero a Joseph che come sempre puntuale, preciso, insomma ci ha fatto capire esattamente da che cosa dobbiamo partire, quindi abbiamo fatto bene a puntare su di te, insomma sei il nostro cavallo di razza, quindi ti ringraziamo per essere sempre con noi. A questo punto passerei ad un altro relatore estremamente importante. Come sapete ci piace ragionare su quello che è la vista dall'esterno, ci piace vedere come gli altri vedono la Sardegna, perché a volte siamo troppo autoreferenziali, vero Antonio? Quindi Così, spesso e volentieri siamo autoreferenziali. Joseph in questo ci aiuta, è il nostro uomo a Lavana, è l'uomo internazionale che cerca di promuovere il nostro sistema in giro per il mondo. E quindi sì, cerchiamo di diventare più internazionali e questo vuol dire anche più competitivi. Ecco perché l'enogastronomia ci deve aiutare a volare alto, perché è una corsia preferenziale per diventare maggiormente internazionali e maggiormente competitivi. E abbiamo puntato in alto perché abbiamo con noi Carlo Cambi. Carlo Cambi, molti di voi lo hanno conosciuto in TV, ospite della prova del cuoco, altri lo hanno conosciuto come giornalista perché ha fondato i Viaggi di Repubblica, altri come scrittore, insomma si ricordano sui libri che hanno fatto la storia, insomma il Gambero Rozzo, il Mangiarozzo. Abbiamo fatto una bella chiacchierata con Carlo e devo dire che abbiamo scoperto poi che ha un legame con la Sardegna che io ignoravo, che è quello di avere conosciuto, tu mi hai detto Carlo che è stato addirittura il tuo maestro, ma anche il tuo maestro di vita, Giacomo Tachis, che per la Sardegna è stato un personaggio straordinario. Ti do la parola e ti ascoltiamo con assoluto interesse. Intanto buonasera, grazie all'ospitalità delle meravigliose terre sarde a cui io sono legato da un sentimento profondo, non soltanto perché Giacomo Tachis è stato il mio maestro di enologia di vita e di vite, ma anche perché in Sardegna ho sempre conosciuto persone straordinarie. Ne parlavamo l'altro giorno e devo dire che quando abbiamo affrontato il tema del che cosa abbia significato Tachis per il vino sardo, ci siamo trovati d'accordo sul dire che Tachis ha costruito nel vino sostanzialmente ciò che ha costruito, se volete, la Gacan in qualche modo in Costa Smeralda, portando una rivoluzione, portando un modello. Ebbene però fra queste due cose, fra queste due situazioni, fra questi due eventi che comunque hanno segnato il progresso della Sardegna, c'è una profonda diversità. Mentre la Gacan arriva in Sardegna con un suo business plan, con un suo modello di sviluppo, con una sua idea di turismo e poi coinvolge i sardi in qualche misura nel suo progetto, Tachis ha fatto esattamente il contrario. Tachis arriva in Sardegna perché alcuni sardi, ed in particolare Argiolas e Antonello Pilloni, presidente della cooperativa di Sant'Adi, che come sapete è un sardista iperconvinto e un monumento della cultura sarda contemporanea, lo vogliono perché sono convinti di avere delle atù da giocare sul mercato internazionale del vino, ed in particolare hanno un vino, un vitigno, di cui i sardi poco si vantano
come secondo me ignorando in qualche modo le qualità di questo vitigno, di questo vino, il Carignano del Sulcis. Perché la Sardegna sostanzialmente nell'immaginario collettivo è sempre stata confinata in questi due perimetri, Cannonau e Vermentino. Ma mentre il Vermentino, grazie anche in parte al successo del turismo balneare e quindi a queste cene di pesce che nulla hanno a che vedere con la gastronomia dell'isola, per la verità, è diventato in qualche modo un vino di moda, se così possiamo dire, per un certo periodo di tempo, il Cannonau è rimasto confinato o al mercato degli intenditori, cioè di coloro i quali lo apprezzavano anche prima, oppure a essere quello che è sempre stato, il grande insanguatore in termini di profondità, di colore, di aromi, di profumi, dei vini esangui del nord e non soltanto di quelli italiani. Ebbene, invece il Carignano ha questa sua peculiarità di essere un vitigno particolarmente sapido, che nasce da una terra arida, da una terra difficile, ma che si tiene dentro tutta la solarità e la mediterraneità dell'isola. Il mio maestro Takis lo usava già in alcuni tagli con Sangiovese e Cabernet, ma quando arriva in Sardegna si trova di fronte sia i vigneti di Argiolas sia quelli di Sant'Adi, ne rimane del tutto folgorato. E lui mi diceva per 3 motivi. Il primo, perché il sole di Sardegna ha un'intensità, una luce, soprattutto nel sud della Sardegna, così diversa dal resto del mondo che soltanto qui si possono fare dei vini con quella caratura. Secondo motivo, la gente di Sardegna. Lui era molto schivo, non gli piacevano le cerimonie, quindi desiderava rapporti profondi e schietti. E devo dire che l'umanità dei sardi, questa loro compostezza, anche se volete razionale, questa loro capacità di essere sempre presenti a se stessi, di non tirarsi mai di fronte agli ostacoli, a Takis piaceva moltissimo. Il terzo elemento, il comprendere che lo spirito della mediterraneità nell'isola continente, così la chiamavamo io e lui per divertirci, la Sardegna, è elevato alla massima potenza. Io, per farvi capire la potenzialità della Sardegna dal punto di vista dell'attrattività complessiva, vi inviterei a fare un giro all'archeologico di Cagliari. Quando vi trovate di fronte alle statuette della Mater Matuta, che peraltro Argiolas ha messo nell'etichetta del suo vino più significativo, il Turriga, anch'esso creato da Giacomo Takis, comprendete quanto la centralità della civiltà mediterranea stia dentro il DNA della Sardegna e di quanto poco purtroppo se ne sia fatto oggetto e di attenzione e di comunicazione e di valorizzazione. Perché vi dico queste cose? Vi dico queste cose perché se vogliamo parlare di come l'enogastronomia possa diventare un forte attrattore turistico e un veicolo di incremento non solo del volume del turismo, ma della qualità del turismo, perché sappiate che è indispensabile decidere quale turista vogliamo. Non è vero che se si fa un'offerta poi si deve accettare qualsiasi domanda. Bisogna calibrare l'offerta in rapporto alla domanda che si vuole ottenere. Ebbene, per avere questa certezza, diciamo così, di avere questo risultato, dobbiamo lavorare molto sulla consapevolezza dell'esperienza. Voi mi consentirete una digressione minimamente accademica, mettiamola così, per farvi riflettere su un testo che è poco noto in Italia, poco studiato, perché anche ai licei dove si fa filosofia se ne parla molto poco, e c'è un motivo, perché è uno dei fondamenti del liberismo, e il liberismo è una corrente di pensiero che non ha attecchito moltissimo nel nostro sistema socio-politico. Ma c'è questo libro che è importante, che è il saggio sull'intelletto umano di John Locke, siamo più o meno a metà del 600, in cui John Locke pone un problema. Come si fa a conoscere senza avere la possibilità di sapere? Dove risiede il motore della conoscenza? Ebbene, John Locke ci dice che il motore della conoscenza risiede nell'esperienza sensibile. E l'esperienza sensibile che cos'è? È la capacità di trarre dai sensi
la narrazione del reale. Una volta ottenuta la narrazione del reale, ne possiamo poi fare un'elaborazione, e da qui le idee complesse, e da qui la conoscenza, ma la consapevolezza del reale tu ce l'hai solo ed esclusivamente attraverso le sensazioni, cioè ciò che i sensi percepiscono. Allora, se così è, ed è effettivamente così, io vi potrei raccontare la storia del paradosso del dottor Molineux, che sta intorno a questa affermazione di John Locke, ma insomma sarebbe una cosa un po' lunga e che ci distrae dal nostro ragionamento. Ma se così è, l'enogastronomia, quindi la percezione sensibile attraverso l'olfatto, il gusto, il tatto, ma guardate che nell'enogastronomia sono coinvolti anche gli altri due sensi, quelli che Aristotele e poi Kant ci consegnano come i sensi alti, perché sono quelli che presiedono appunto alla conoscenza, diciamo così, colta, alla razionalità, mentre ovviamente gusto e olfatto appartengono di più alla sfera dell'animalità, cioè del bisogno di alimentarsi, che però nell'enogastronomia non è un bisogno, attenzione, casomai è un motore che spinge alla consapevolezza e alla conoscenza. Ebbene, dicevo, se questo racconto dei sensi è ciò che ci fa conoscere il reale, voi comprendete quanto nella centralità dell'esperienza turistica l'enogastronomia sia un vettore assolutamente indispensabile per penetrare la qualità dei territori, la loro identità, il loro valore e soprattutto il dipanarsi anche della vicenda storico-antropologica di quei territori. Era in uso molti anni fa, si studiava nei testi di economia politica, di economia del turismo e di politica del turismo, le famose 4S, ve le ricordate, no? Sun, sex, shopping, sea, che può essere sia mare che vedere. Bene, sono passate di moda. Se noi vogliamo un turista altospendente, vogliamo un turista consapevole, un turista che sia in grado anche di fare un'esperienza sostenibile dei nostri territori, dobbiamo lavorare sulle 4L, che sono landscape, cioè il paesaggio, ma il paesaggio, come sapete, è già di per sé un'elaborazione culturale, e i paesaggi enogastronomici ancora di più sono un'elaborazione culturale. Living, cioè il modo in cui si vive, quindi l'introiettare uno stile di vita, e di certo tutto ciò che ha a che fare e che attiene con l'alimentazione, ma anche con il gusto, con il piacere, è un modo di strutturare uno stile di vita. Il learning, che noi traduciamo malamente in esperienza. Learning è qualcosa di diverso, è apprendimento, è conoscenza. E allora, se è vero come è vero che l'esperienza sensibile ci conduce all'esperienza del reale, il learning legato all'enogastronomia è sostanzialmente l'esperienza sensibile dei luoghi attraverso lo stimolo che il degustare un vino, l'assaggiare un formaggio, il percepire un olio extravergine d'oliva, il cominciare a comprendere quel processo meraviglioso che è la composizione di una ricetta, che guardate assomiglia moltissimo al processo filosofico, perché se voi ci fate caso noi abbiamo il molteplice, cioè gli ingredienti, che attraverso un processo rigido, qual è quello per esempio della dubitabilità per la ricerca della verità, ci conduce ad un unico elemento che è il piatto finito. Quindi immaginate quante abilità, quanta tradizione, quanta esperienza è concentrata all'interno di una ricetta, a maggior ragione se è una ricetta tradizionale, cioè che ha una sua continuità storica, ancorché nelle modificazioni che inevitabilmente nel corso del tempo intervengono. Ecco, questo learning significa apprendere e farsi carico dell'esperienza di un territorio. Ora, c'è un altro vantaggio del turismo enogastronomico, che è il fatto che il prodotto enogastronomico è una sorta di ambasciatore da remoto delle sensazioni che si possono provocare e provare in un determinato territorio. Vi faccio un caso. Vi ho parlato dei vini di Giacomo Tachis, del Turriga, del Terrebrune, del Carignano, ma vi potrei parlare di tantissimi vini buonissimi che si producono in Sardegna. Ebbene, se io ho degustato un vino rosso a Portopino, dove le vigne digradano fino alla battigia, fino al mare, e ho davanti il turchino assoluto
del Mediterraneo e sento nelle mie narici il lentisco, gli scopeti, e ho negli occhi la visione di quella trasparenza invidiabile che solo il cielo di Sardegna può avere, e addosso i venti di Maestro, di Provenza, che mi portano il Salino, e ho degustato questo bicchiere di vino, magari con un tonno alla Carlofortina, in un momento di straordinaria armonia del mio modo d'essere, quando a Francoforte, piuttosto che a New York, piuttosto che a Washington o a Hong Kong, ritrovo quel vino. Io non compro quella bottiglia per la sola piacevolezza di degustare quel vino, che può essere anche un formaggio, che può essere anche il tonno, che può essere qualsiasi prodotto gastronomico, anche se nel vino ovviamente c'è un valore culturale, una sacralità molto superiore. Questa è la storia dei nostri 4.000-5.000 anni di Mediterranei che ce lo consegna. Io in quel vino ritrovo quella sensazione, ho quella memoria. Dunque quello è uno straordinario veicolo di promozione, o quantomeno uno straordinario veicolo di fidelizzazione, perché vedete, secondo me la Sardegna ha il primo dei grandi problemi che ha, è quello di aver smarrito o non aver fatto percepire fino in fondo la sua identità, di non aver costruito dei sistemi territoriali omogenei, ma soprattutto di non aver comunicato la propria identità. Dentro i prodotti enogastronomici ci sta l'identità. Voi sapete perché l'agricoltura italiana è, fra tutte le agricolture del mondo, quella che ha il maggior tasso di redditività in termini di marginalità positive per unità di terreno coltivato? Per un motivo molto semplice, che mentre tutte le altre agricolture lavorano su due dimensioni, e cioè terreno prodotto, e infatti si avviano a produrre commodities, questo vale per i grani, vale per gli oli, vale per la frutta. L'agricoltura italiana lavora in tre dimensioni: territorio, prodotto, esperienza antropica. Noi abbiamo una biodiversità straordinaria in Italia, voi in Sardegna ne avete una ancora più straordinaria, che è specifica degli endemismi dell'isola, e quella coniugazione di quei prodotti tiene sempre dentro il valore antropologico. Pensate alla cosa più banale che mi viene in mente, che è il pane carasau. Ma il pane carasau perché si fa? Che motivo c'è per fare un pane cotto 2 volte, sfogliato? Qual è il motivo? Il motivo è che quel cibo appartiene a un ciclo di vita che è quello del pastore, che ha bisogno di alimenti che siano facilmente trasportabili, altamente energetici e durevoli nel tempo. E quindi se io al pane carasau gli do soltanto ed esclusivamente il significato di essere un oggetto di desiderio di moda, mi perdo per strada ciò che lo rende assolutamente non fungibile con nient'altro. E quello che lo rende non fungibile con nient'altro è proprio l'esperienza che in quel prodotto si è accumulata per la destinazione che quel prodotto ha avuto nel corso dei secoli. Le abilità enogastronomiche sono le abilità più facilmente comunicabili, perché hanno, al di là della narrazione verbale, anche se volete tecnologica, attraverso i social media, tutte le diavolerie che la contemporaneità ci offre, hanno qualcosa di più, hanno la capacità di essere memorizzati in questa parte della testa. Sapete cosa c'è qua? Qua c'è la memoria rettile, la memoria più antica, dove noi andiamo ad immagazzinare, proprio perché attiene alla sopravvivenza, la capacità di discernere ciò che è buono da ciò che non è buono. I sapori, i profumi, sono tutti qua. Volete una conferma? Vi racconto un aneddoto molto limitato, molto piccolo, nella mia esperienza. Io molti anni fa, avendo avuto una mamma purtroppo che è scomparsa causa Alzheimer, ho condotto un esperimento con delle signore malate di Alzheimer. Gli ho fatto annusare delle erbe spontanee, il rosmarino, l'alloro, il basilico, l'aglio, cioè tutte quelle cose che in cucina si usano normalmente. Ebbene, io non ho ottenuto da queste signore risposte razionali e memorie lucide, ma una volta
facendo annusare ad una signora un rametto di rosmarino, lei mi ha risposto: ma che oggi è Pasqua? Perché? Perché quel rametto di rosmarino le ha risuscitato l'idea dell'agnello che lei mangiava a Pasqua. Ora, se questo è possibile in una mente che deve sfidare questa cosa tremenda e terribile che è l'Alzheimer, cioè la disgregazione della capacità mnemonica, basta un rametto di rosmarino per portare alla memoria non, badate bene, una ricetta, ma una situazione di vita. Immaginate la potenza evocativa che ha l'enogastronomia, se ben narrata, se ben confezionata, se ben proposta su qualsiasi turista. E in fin dei conti voi, quando fate un viaggio, che cosa andate cercando? Le due cose fondamentali del turismo: l'eunomia, quindi una normazione del vostro modo d'essere che rompe la consuetudine e che si porta dietro la consapevolezza di poter godere di un tempo proprio, e l'eucronia, cioè la disponibilità di un tempo che io investo esclusivamente a mio benessere. Ecco che quella fregola con le arzelle mangiata a stintino, con un bicchiere magari ritorbato dal ghero, mentre senti un dialetto catalano che ti scivola attorno, diventa il concentrato di un'esperienza positiva della propria esistenza. E in fin dei conti la magia del turismo sta in questo, sta nel desiderio di conoscere in piacevolezza, sta nel desiderio del confrontarsi col diverso, nel costruire un altrove, e non c'è un altrove più penetrante e disponibile di quello del gusto. Per passare da un'autorizzazione alla praticità ci sono delle esperienze in Sardegna che andrebbero replicate. Pensate all'esperienza di Sugologone. Da che cosa è nato? Dall'idea che la Barbagia, la civiltà barbaricina, i modi d'essere della Barbagia, potessero tranquillamente essere proposte anche a un pubblico colto e alto spendente per vivere un'esperienza unica, facendo scattare quella regola fondamentale del turismo che è il qui e solo qui, la non fungibilità dei luoghi. Ebbene, quell'esperimento, che è basato esclusivamente sulla proposizione di un'autenticità la quanto più alta possibile, di un'identità quanto più aderente possibile al luogo, ci consente di dire che potremmo moltiplicare quell'esperienza per molte altre località della Sardegna, in particolare per il centro della Sardegna, per quella parte dell'isola che non ha avuto nessun beneficio dall'effimero boom delle stagioni estive. Certo, poi ci sono 1000 problemi da affrontare, quelli della mobilità, il fatto che la centrale sarda potrebbe diventare anche una bella ferrovia ad alta velocità, il fatto della compatibilità ambientale dell'attività turistica, la necessità di insistere sulla sostenibilità, ma anche lì, come fai a fare sostenibilità se tu veicoli al turista l'idea che può venire in Sardegna a fare quello che gli pare? Molti anni fa io feci con l'APT di Siena un progetto che si chiamava Cittadini delle Terre di Siena. Perché? Perché a Siena ci sono 4 siti dell'UNESCO, la stessa Siena, San Gimignano, la Valdorcia e Pienza, che non possono reggere l'impatto di migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di turisti. Se questi turisti non sono educati al bello e non hanno il rispetto di quei luoghi, e allora noi che cosa facemmo? Una cosa molto semplice: gli davamo la carta d'identità, la cittadinanza temporanea, ma prima di dargliela li bombardavamo di informazioni sulla peculiarità dei territori che andavano esplorando, garantendogli una cosa molto semplice: che sarebbero stati trattati in quanto cittadini delle terre di Siena esattamente come gli altri cittadini, quindi diritto allo stesso prezzo del caffè, tanto per dire una facezia. Questo che cosa ci ha consentito di avere? Migliaia e migliaia di email e di testimonial che andavano in giro per il mondo raccontando che San Gimignano è bellissima, ma che se tu la deturpi con troppa presenza e con i negozi che vendono le tartarughe ninja, non vendi più San Gimignano nella sua complessità architettonica, storica, urbanistica e antropologica, ma vendi un'idea distorta di San Gimignano. Tanto vale andare in Napa Valley a vedere i simulacri. La differenza fra Disneyland e la Barbagia sta in questo. La Barbagia è anche più scomoda di Disneyland,
Ma la barbagia è vera. E questo vale per il Sulcis Iglesiente, vale per Alghero, vale per Cagliari. Quante volte vanno detto dei fenicotteri rosa del Poetto? Ma non vi sentite un po' presi in giro da uno stereotipo? Non sarebbe meglio capire perché ci sono i fenicotteri rosa al Poetto? E non sarebbe meglio capire, per esempio, che quella tradizione del tonno di corsa di Carlo Forte è una tradizione che ha dentro di sé un concentrato di storia che rende quel tonno buono non solo perché è buonissimo, ma perché è molto buono da pensare. E come si fa a costruire questa offerta? Questa offerta si costruisce semplicemente in un modo, generando sistemi territoriali che siano coesi dal punto di vista dell'offerta, della qualità dell'offerta, dove tutti i partecipanti al territorio, dall'albergatore al benzinaio, dal tassista al vignaiolo, concorrono al mantenimento dell'identità di quel territorio. Le strade del vino, alcune hanno funzionato, alcune meno, servivano sostanzialmente a questo, non a disegnare degli itinerari, o perlomeno non soltanto a disegnare degli itinerari, ma a costruire dei sistemi territoriali basati su uno standard di qualità condivisi, nel quale tutti gli attori del territorio a vario titolo concorrono a veicolare quell'eccellenza. Se voi cominciate a ragionare così, vi rendete conto che generare pacchetti che allargano la stagionalità, avere delle adesioni spontanee degli stakeholders a un progetto, coinvolgere la cittadinanza nella gestione del fenomeno turistico, evitando le aree di conflitto, è molto più semplice, perché c'è una finalizzazione comune ad un obiettivo che è l'orgoglio di proporre un prodotto nel quale tutti si riconoscono. Vi lascio con un'altra considerazione, non so quanto tempo mi è rimasto, spero che i moderatori me lo facciano sapere. Ancora un paio di minuti, Carlo. Ok, vi lascio con questa esperienza. Alcuni, paio d'anni fa, 3 anni fa anzi, Vincenzo Onorato mi fa chiamare perché intende sardizzare quanto più possibile la Tirrenia. Ora non mi dite che sappiamo com'è finita, perché lo sapevamo anche prima che tutto questo succedesse, ma io sto al gioco, lo ascolto e mi dice: io voglio dare un'impronta ai traghetti Tirrenia di sardità assoluta e penso che l'enogastronomia di bordo sia il veicolo più immediato per far connotare questa sardità. Guardate che la riflessione non era sbagliata, anzi era ottima. Quando io gli ho detto: bene, mi pare un'ottima idea, come possiamo fare a farla? Io gli ho detto: è molto semplice, cominci a cambiare il menù di bordo, cominci ad avere a bordo dei prodotti originali e chiami a bordo ogni volta un produttore di formaggio, uno di vino, uno di olio. Pensate allo straordinario olio da Nera di Oliena, che è un giuleb, un pescatore, e faccia raccontare a loro come questi prodotti si originano, qual è la fatica che ci vuole per produrli e quali sono i benefici per chi li consuma, ma non i benefici in termini di salute, i benefici in termini di percezione, di benessere anche psicologico, di confidenza con i territori. Se lei vuole che il traghetto diventi un anticipo di Sardegna, allora faccia immergere chi si imbarca in una esplosione di profumi, sapori e storie sarde. Questo progetto poi non è andato avanti, io non so perché, non mi interessa neanche tanto, ma vi lascio con una cosa che non riguarda la Sardegna, ma che vi farà ragionare sulla centralità dell'enogastronomia. Molti anni fa Nadia Santini, 3 stelle Michelin, ininterrottamente da 25 anni o 30, ho perso il conto, che è una vestale del cibo italiano, una sera a cena mi venne l'uzzolo di chiedergli: ma scusami, qual è? C'è una signorina che dice: mi sono perso il quarto è love, sentimento.
è vero, non l'ho spiegato, ma era abbastanza banale. Innamorarsi dei luoghi attraverso uno scambio di opinioni, di sentimenti, di identità. Quindi Nadia Santini gli chiedo: ma ti è mai capitato che qualcuno ti abbia contestato un conto? E lei mi ha detto sì, mi capitò una volta con un tedesco. E questo tedesco, a questo tedesco io gli dissi: venga, guardi la mia mostarda, sa che per fare questa mostarda ci vogliono 8 ore, e poi ci vuole uno che abbia coltivato le mele campanine, e poi ci vuole uno che abbia fatto il miele, e poi ci vuole uno che abbia fatto abbia coltivato e colto la senape, e poi ci vuole il vignaiolo che abbia lasciato il vino perché diventasse aceto, e poi ci vogliono le mani che hanno pulito le pere, e poi ci voglio io, ci vuole la mia esperienza che per 8 ore ininterrottamente fa bollire questa frutta e la rigira. E gli domandai: ma se l'avesse fatto lei, quanto se lo sarebbe fatto pagare? Sapete com'è finita la storia? Che il tedesco lasciò 100 euro di mancia. Questo è il fascino dell'enogastronomia. Grazie Carlo. Guarda, io e Antonio siamo rimasti affascinati. Stiamo Davvero volando alto, Lucio, bello, entusiasmante, coinvolgente. Anzi, ti dico subito una cosa: se rinnovassimo il programma con la Regione sarebbe veramente un grande piacere per noi averti in presenza qui l'anno prossimo. E io sarei felice di venire perché amo la Sardegna. Ok, allora sei prenotato, ti aspettiamo molto volentieri. Antonio voleva anche farti una domanda. Dottor Chiambi, lei ci ha detto le cose bellissime, siamo anche qua, le persone che ci accompagnano nella regia sono tutte colpite e quindi non possiamo che partire da questo, da questo grande regalo che ci ha fatto nel coinvolgerci in questo percorso mentale. E allora torniamo anche sulla pratica, perché poi gli operatori delle volte hanno bisogno anche di quel suggerimento in più per far fronte alla contingenza. Sappiamo benissimo che in questo momento quello che ci manca è la fisicità, la presenza fisica dei nostri turisti che si possono confrontare con tutte quelle meraviglie enogastronomiche di cui lei ha parlato. E allora un suggerimento per i nostri operatori per cercare di trasmettere questi sensi anche a distanza, perché poi è lì l'inizio di questo percorso in cui si viaggia con la mente per arrivare poi al palato, nasce con la visione, delle volte l'ascolto. Non possiamo prendere il rametto di rosmarino per trasmetterlo a distanza, anche se qualche tecnologia ci aiuterà a breve, però un suo suggerimento in questo senso sicuramente è benvenuto. Guardate, io farei una cosa molto semplice. Siccome è periodo di selfie e di web, eccetera, eccetera, farei una cosa molto semplice. Legherei alle mani di chi fa che fa questi prodotti, alle storie di chi fa questi prodotti, l'invito per un pacchetto turistico. E direi: vuoi sapere qual è il tuo upgrading? Non ti faccio lo sconto, ma ti porto a casa di Gavino, il primo nome sardo che mi viene in mente, a fare il formaggio con lui, e poi te ne porti via 1 chilo, 2 chili, 3 chili e te lo mando a casa. Oppure, se mi scrivi e ti prenoti la vacanza, io ti mando un anticipo di Sardegna spedendoti a casa un pacco di prodotti enogastronomici. So che costa, ma è un upgrading che vi fidelizzerebbe il cliente. Modo intelligente e innovativo. Ti mando l'esperienza a casa e te la faccio provare in modo da incentivare l'arrivo. È bello come messaggio, è bello come segnale. Anche innovativo, in un mondo in cui cerchiamo di trasformare quei selfie nell'inizio della nostra storia, noi in realtà quel selfie lo trasformiamo nell'inizio dell'esperienza. Ma volendo si può andare anche oltre, si può anche... Siccome sei abituato a TripAdvisor, io ti faccio un sardo advisor, ti ho mandato a casa il pecorino, scrivimi con chi l'hai mangiato, che cosa hai provato e che cosa ne pensi. Questo significa raccogliere una mailing list, raccogliere opinioni e avere dei contatti che tu puoi moltiplicare all'infinito. Io credo che con questo regalo e questo suggerimento, Lucio, voi già potreste sperimentarlo in Chiara Sardegna, abbinando la stories di tutto ciò che vendete e promuoverlo. Ci sono degli spunti davvero interessanti e quindi ringraziamo di nuovo Carlo Cambi. Aspettiamo di averla qua in presenza, anch'io mi associo a questo invito. Non avete che da chiedere, vi sarà risposto sicuramente sì. Bene. Grazie Carlo, buona serata e a presto. Grazie a voi e buon lavoro, visto che andate avanti. Perfetto. Alla prossima. Grazie, alla prossima. Grazie. Ciao. Torniamo in Sardegna. Abbiamo con noi Valentina Argiolas, Anna Maria Fara
e naturalmente i nostri Robert Piattelli e Gianluigi Tiddia che coordineranno l'intervento. Prego, a voi. Buonasera a tutti, Gianluigi ci sei? Eccomi, buonasera a tutti quanti. Dopo questo intervento clamoroso di professor Cambi, insomma, è tosta adesso riprendere il ritmo e dare sostanza e concretezza, ma ci riusciremo. Ci proveremo quantomeno. Beh, questo, diciamo che siamo al terzo appuntamento della collezione autunno-inverno di Call for Action e credo che questo sia stato veramente per ora un sandwich perfetto. Abbiamo avuto un primo strato di numeri e trends dove abbiamo capito, leggendo i numeri, dove siamo andati e dove è possibile pensare di andare. Poi abbiamo avuto uno scenario comparativo con Joseph, poi Carlo ci ha fatto volare molto alto ma con un linguaggio molto semplice e tanta citazione delle cantine Argiolas, Valentina. Sì, Carlo è stato un amico del dottor Tachis, che io continuo a chiamare così perché da piccola lo chiamavo così, da sempre, e lui li ha trasmesso. Si sono, diciamo, contaminati insieme in questo amore così profondo per l'isola. Sempre stato un grande amante e un grande promotore dell'isola. Valentina è alla terza generazione, poi dimmi se dico fesserie, fermami, alla terza generazione di una famiglia che, da quello che io sto capendo in questi giorni, uno dei pionieri della viticoltura in Sardegna e uno dei pivot. E quello che ti chiediamo, oltre magari a raccontarci se sei veramente brava in giardinaggio, sei veramente amante di fitness e che letture hai, che si trovano nel tuo curriculum, troviamo queste tre specifiche. Un po' più che la storia della tua famiglia, a un certo punto, quando è, per rimanere proprio nel tema, Valentina, del nostro webinar, quando è che vi siete accorti che c'è una porta che era chiusa e che aprendola si poteva attrarre? Diciamo che questa porta non è mai stata chiusa, ma socchiusa, perché già dal 93 noi facciamo parte del movimento Turismo Vino, quindi siamo stati tra i primi soci del movimento fondato allora da Donatella Cinelli Colombini, quindi questa mentalità di accogliere c'è sempre stata in cantina, non era strutturata naturalmente, però lì la propensione c'era ad accogliere. Poi circa 10 anni fa invece abbiamo capito che poteva essere in effetti utilissimo organizzarci all'interno con una struttura veramente che si occupasse di accoglienza, quindi non più, anzi c'è qualcuno che vuole vedere la cantina, sì, ti accompagno io, ma avere proprio uno staff preparato, capace di parlare più lingue, quindi con una formazione sul vino, una formazione anche, non è mai sufficiente, ma anche una formazione sul turismo, perché un sommelier che non ha più capacità di guida turistica non riesce ad accogliere bene in cantina, perché magari è troppo professionale, non riesce a trasmettere invece la passione, la gioia, come dico io alle ragazze, sempre che devi trasmettere attraverso una visita e un bicchiere di vino. Quindi 10 anni fa quindi è iniziata questa avventura, non avendo veramente, ritagliandoci proprio, rubando effettivamente gli spazi all'interno della cantina, perché non esistevano sale degustazioni se non casa nostra, perché accoglievamo Tachis o giornalisti a casa. Tra l'altro anche Angelo Gaia è venuto a mangiare i ravioli di mia mamma, accompagnato da Tachis, quindi anche gli ospiti illustri hanno condiviso con noi il buon cibo, che è sempre un ottimo strumento per raccontarci. Abbiamo rubato gli spazi in cantina creando delle sale degustazioni un po' improvvisate perché non esistevano, poi quando abbiamo invece reiniziato la ristrutturazione della parte alta della cantina affidata a Savenquella, sono state proprio destinate delle aree di degustazione. A oggi, quindi sono passati 10 anni, abbiamo uno staff di 5 persone che lavorano a tempo pieno con noi, sono tutte sommelier, sono tutte bilingue, quindi una è madrelingua inglese, un'altra è madrelingua francese, un'altra parla inglese, francese e russo, quindi abbiamo cercato anche di spaziare con le lingue, con naturalmente sommelier e guide turistiche. L'enoteca che lavora a tempo pieno, quindi quello che era un'idea iniziale semplicemente oggi è diventato un vero e proprio lavoro e io voglio che l'accoglienza, quello che chiedo alle ragazze, sia proprio abbia i suoi budget, i suoi bilanci, deve essere un'attività a sé stante che fa i suoi investimenti, non deve
essere sulle spalle della cantina, ma deve essere di supporto alla cantina continuamente. E questo è poi il ragionamento nello svolgimento dell'attività. Grazie Valentina. Ora passo subito la parola a Gianluigi. Io ho sempre immaginato un po' questo lavoro vostro che uno si alza con la preoccupazione del valore del cambio, delle normative sulle etichette per l'esportazione, di distributori. Invece ora è questa parte qua, che non so quanta parte di fatturato ora rappresenta all'interno delle intere cantine Argiolas. Allora, non rappresenta una fetta molto grande perché noi esportiamo in circa 50 paesi, quindi il fatturato è molto frazionato, però rappresenta un 5-6% delle vendite totali, quello che avviene poi in enoteca. Poi per noi, tutto quello che invece riguarda le attività, cioè il turnover, il fatturato realizzato dalle visite in cantina, solo dalle attività di degustazione, noi lo calcoliamo separatamente, in modo da vedere anche quanta redditività le attività di accoglienza sono in grado di generare. Perfetto. Gianluigi, perché no, a Valentina non la solleciti un po' sugli strumenti che utilizza per... No, allora, mi incuriosisce molto il fatto che un'azienda grande, storica e così importante come Argiolas decida a un certo punto di comunque aprire un altro canale, in sostanza in un terreno non proprio, e quindi qual è la molla che insomma ha fatto scattare questa necessità, e credo che sia di grande esempio, cioè se un'azienda così grossa per la quale insomma incide in maniera abbastanza minima nel fatturato un'attività di degustazione, insomma di esperienza in generale, mi immagino invece che possa essere di grande ispirazione ad esempio per altre aziende che invece potrebbero puntare decisamente su questo, ecco. Qual è stata la molla? La molla è stata innanzitutto la necessità di raccontarci, perché come diceva anche Carlo, troppo poco è stato fatto negli anni per raccontare la vera identità della Sardegna. Chi può farlo meglio di un produttore di vino attraverso un bicchiere di vino? Poi avevamo diverse richieste, quindi di necessità virtù. Ci siamo semplicemente in un primo momento strutturati per accoglierli al meglio, poi abbiamo invece fatto di questo proprio uno strumento dell'attività, una parte l'accoglienza dell'attività della cantina, perché proprio il turista è il miglior divulgatore, il migliore strumento, se lo vogliamo chiamare, ma non in senso dispregiativo, ma non assolutamente dispregiativo, il migliore strumento di divulgazione, di marketing che noi abbiamo, perché se lui vive un'esperienza a 360 gradi, quindi che non riguarda la semplice degustazione, ma che riguarda tutto quello che ruota intorno al mondo del vino. Per quello io sul mio curriculum ho scritto di fitness, ho scritto di letteratura, perché noi quello che cerchiamo di trasmettere non è solo tutto quello che c'è dietro un bicchiere, ma c'è tutto il bagaglio culturale di secoli, di storie, di influenze che la Sardegna ha avuto. E io quello che chiedo proprio alle ragazze quando iniziamo la formazione, cioè tu non devi essere un tecnico, perché il tecnico prepara il vino in laboratorio, il tecnico parla a tecnici o a giornalisti, tu devi raccontare la storia di una famiglia, tu devi emozionare. Il termine che mi piace più spesso usare è enjoy, perché il vino proprio deve trasmettere questa positività, questa gioia. E chi meglio di un visitatore che viene da noi e poi diventa divulgatore di questo messaggio è uno strumento per noi di promozione. Un'altra cosa che mi lascia impressionato è quanto poi invece interagisce la cantina Argiolas, e con questa anche diciamo declinazione delle esperienze sul territorio, quindi insomma siete una specie di hub anche territoriale per quanto riguarda un prodotto di territorio, insomma un prodotto turistico. Non è una necessità, te lo dico io, tu non lo dirai mai, però potreste andare da soli, invece vi mettete al servizio del territorio per essere riferimento e aiutare, insomma, a evidenziare le attività degli altri. Ecco, raccontami velocemente, che poi passiamo. Quando siamo nati eravamo negli anni 80, alla fine quando abbiamo iniziato a degustazione eravamo soli. Oggi a Sola Stradiana abbiamo 4 cantine che in rete tra di loro, perché tutte facciamo parte del movimento turismo vino. Quando vengono organizzati eventi nel territorio,
tutte collaboriamo, tra l'altro tutte di donne, o all'interno comunque nelle figure più importanti donne, quindi forse questa comunicazione si è facilitata su questo aspetto femminile. Ci siamo unite e il territorio ne ha giovato. E il fatto che veniamo utilizzati noi come uno strumento perché tutto cresca, fa bene agli altri ma fa bene anche a noi, perché vivere in un luogo bello, diciamo che a noi immediatamente non ha portato dei benefici, perché purtroppo a Serdiana mancano ancora diverse strutture, però siamo riusciti a realizzare insieme ai comuni limitrofi una rete d'impresa, a attingere a finanziamenti regionali studiati apposta per questo territorio, con finalità esclusivamente non turistiche. E questa è l'unica rete d'impresa a soggetto realizzata in Sardegna con finalità non turistiche, ed è nata qua a Serdiana. È nata qui per la pressione che anche noi aziende e per la passione che abbiamo messo nel portare avanti questo strumento, spesso scontrandoci anche con le varie amministrazioni locali e regionali, perché la finalità dell'enoturismo di qualità, e quindi molto spesso non combaciavano, diciamo, gli obiettivi nostri con quelli dei politici che si sono avvicendati durante questo percorso di circa 10 anni. Quindi si può fare, cioè mi dici che si può fare, insomma, un prodotto di rete territoriale enogastronomico, insomma. È già un grandissimo... E questo è già un grandissimo risultato. Passiamo adesso ad Anna Maria, proprio agganciandoci. Anna Maria è guida, organizza tour enogastronomici, oltre a tante altre cose, ci racconti appunto un po' in cosa consiste il tuo lavoro e a quanto è importante essere, insomma, un po' un collante anche tra quelli che sono i produttori e le attività, i punti di interesse, gli attrattori di un territorio complicato come quello della Sardegna. Ciao Gianluigi, ciao Robert, ciao Valentina, ciao, buonasera a tutti. Ciao Anna Maria, piacere di rivederti. Dunque, sì, vengo dopo l'intervento del dottor Cambi, del professor Cambi, che veramente è stata una lectio magistralis per quanto riguarda l'enoturismo. Io sono una guida turistica, sono una sommelier, come dice Valentina, all'interno delle cantine devono lavorare persone preparate per accogliere il turista in cantina. Il turista è l'eno appassionato in cantina, perché ci sono poi tante tipologie di visitatori in cantina. E il mio ruolo, il ruolo di una guida turistica, di chi organizza un tour enogastronomico, è proprio quello di fare da connettore, quasi da mediatore culturale. Carlo Cambi parlava di landscape, living, learning and love. Queste 4 L mi hanno molto molto colpito e credo che me le stamperò e metterò di fronte alla porta di uscita di casa, perché veramente sento che questo è quello che io faccio, cioè ha dato un nome a quello che io nel mio lavoro faccio tutti i giorni. Quando io programmo un tour, un'uscita con i miei clienti, con i miei ospiti, cerco sempre di trovare l'itinerario più bello. A volte potrei fare un itinerario più breve, più corto, però ho voglia di far vedere il meglio, o le cose più vere anche, e a volte a seconda del mio ospite modifico il mio itinerario e cerco di offrire il meglio al mio ospite proprio per questo. Cerco di fargli vedere, di fargli scoprire quelle che sono le cose più vere, più tipiche. Cerco di farlo entrare in contatto a volte con le persone del posto. Questo per chi viene a visitarci è fondamentale, fermarsi una volta a parlare con il vecchietto seduto nella sedia davanti a casa, però non potrebbe farlo magari non conoscendo la lingua. Io lavoro in particolare con turisti stranieri, quindi lì è veramente un ruolo di mediazione. E poi la parte learning, devi preparare il tuo ospite ad entrare in un certo mondo, ad entrare nella tua cultura, ad entrare nella tua storia,
e quindi è un racconto che si fa durante tutto il momento in cui tu ricevi l'ospite, che può essere dal momento in cui gli presenti il tuo tour fino al momento in cui lo accompagni, lo avvicini alla cantina, cominci a raccontargli la storia, cominci a raccontargli il territorio, cominci a raccontargli che cosa berrà, che cosa mangerà, e da lì poi la sua ci sarà la L del learning. E tutto questo ovviamente non lo puoi fare se non hai una grande passione, un grande amore per quello che fai. Io nel mio logo ho messo un cuore proprio per questo, perché deve esserci amore prima di tutto nei confronti della tua terra, nei confronti dei prodotti che stai andando a presentare e nei confronti anche delle persone che ti vengono a visitare. Io questo cerco di averlo sempre molto ben presente, perché devi dare il meglio di te stesso, perché queste persone che vengono a trovarti hanno lavorato magari per tutto l'anno sognando la vacanza in Sardegna, sognando di bere un certo vino, di mangiare un certo piatto. E io ho grande rispetto per chi ci sceglie, per chi viene da noi spendendo anche tanti soldi. Io lavoro poi in una zona nord-est della Sardegna, nella zona della Costa Smeralda, dove arrivano persone che hanno un forte potenziale di spesa. Io li immagino sempre uscire dal lavoro e che pensano alle vacanze, e quindi che è bello fargli trovare sempre il sorriso, sempre la voglia di fargli conoscere sempre di più, sempre meglio la nostra realtà. Ascolta, Anna Maria, adesso viviamo un momento abbastanza complicato, come ha cambiato, così capiamo anche come si affronta e come possiamo dare un suggerimento a come affrontare questa fase ai colleghi del turismo. Ci si può preparare, ci si può per esempio formare, io immagino si possono immaginare nuovi modelli anche di futuro in questo momento? Beh, io credo che questo sia il momento un po' di raccogliere i frutti di quello che si è fatto. In questo caso, per esempio, per quanto mi riguarda, io sono stata anche contattata da miei vecchi ospiti che mi hanno chiesto di fare delle lezioni di cucina online. Senza che io gliele offrissi, sono stati loro a chiedermele, quindi questo io l'ho preso come veramente un raccogliere il frutto del lavoro di tanti anni, e quindi da lì sono partita poi stimolata anche da delle agenzie con le quali collaboro qui in Sardegna, per offrire dei corsi online. In questo momento purtroppo è l'unico modo per potersi connettere, e quindi per fortuna ho contattato anche vecchi ospiti presenti nel mio database, e abbiamo fatto delle degustazioni online, dei corsi di cucina online. È stata una cosa Maria, per rivedersi, mantenere un contatto anche. Stiamo andando per la chiusura, non ti volevo interrompere, che volevo riservare un'altra domanda a te. Diciamo, facendo 2019 come segmentazione, chi sono che comprano un pacchetto del tipo di quello che riesci a offrire te? Nel senso, sono famiglie, sono gruppi di amici, sono gruppetti, sono individuali? Esistono sti famosi millennials che tutti stanno andando a cercare come se fosse il tartufo sotto? Esistono. Per quanto mi riguarda il mio ospite è al 95% straniero. Mi è capitato di avere anche dei gruppi di italiani molto specialistici, di sommelier oppure di coltivatori di vite dell'Alto Adige, per esempio, che ho portato in tour, però per la stragrande maggioranza il mio cliente tipo è straniero, giovane, coppia, sì. Molte famiglie, perché io dedico una parte dei miei tour anche alle famiglie, che è una cosa che qui in Sardegna ancora non si fa tanto, non si dedica tanto, tanta attenzione ancora alle famiglie. E poi a maggior ragione visitare una cantina con dei bambini
un po' particolare, quindi magari all'interno di un mio tour io offro una sola cantina e poi l'altra sarà attività dedicata ai bambini, che può essere la spiaggia o può essere il tour con gli asinelli, la fattoria didattica e altre cose. le fattorie didattiche, esatto. Valentina, anche chiedere. per te è così questa suddivisione? Sì, vorrei dire innanzitutto che noi le famiglie le accogliamo, abbiamo un corner all'interno dell'Enoteca con un'area per loro e poi da quest'anno facciamo proprio le degustazioni per i bambini, gli assaggi di succhi, quindi prepariamo per loro una piccola postazione con dei mini calici, 3 mini calici con 3 succhi di frutta sardi biologici differenti e tutti i succhi abbinati a un prodotto, quindi abbiamo il cioccolatino che possono scegliere tra fondente al latte per esempio. Abbiamo Sugalladedu, che è un prodotto tipico nostro di un allevamento che c'è qui a Serdiana, che è una sorta di budino bianco che noi poi accompagniamo con del miele o con delle marmellate locali, e poi abbiamo dei salumi. Quindi questa attività abbiamo iniziato in sordina durante questo periodo così difficile, per cercare di dare anche le possibilità ai genitori di degustare tranquillamente, ora è diventata parte delle nostre offerte di degustazione. Quindi se stai attento a quello che sono le necessità di chi viene a trovarti, riesci ad accontentare anche all'interno di una cantina dei bambini che vanno via, che impazziscono dalla gioia col bicchierino, le fottine di loro che gustano questi succhi. Tra l'altro la melograna ha un colore di vino novello, quindi è perfetto. Perfetto. Bellissimo. Lucio, orgogliosamente ti restituiamo la linea quasi in orario. Oggi siete fantastici, oggi siete veramente una squadra. Chiedo soltanto, scusami Lucio, sì. Valentina e Anna possono rimanere nel esatto. nostro dopo. Dicevo proprio quello, perché abbiamo qualche domanda per loro, quindi molto volentieri, se hanno ancora qualche minuto ci ricolleghiamo fra pochissimo. Adesso darei la linea, farei un doppio salto mortale, perché andiamo a vedere un po' che cosa invece in termini di sbocchi l'e-commerce può offrirci. Lo facciamo parlando un po' con Andrea Assini di Cara Sardegna, ma soprattutto con Virginia Vassallo, il manager dello sviluppo di Alibaba, che è la nuova piattaforma cinese che per adesso lavora prevalentemente sul B2B, ma in futuro sicuramente avrà uno spazio ancora maggiore. C'è tanta attenzione su quello che è l'inserimento dei prodotti su Alibaba. Andiamo a capire attraverso l'aiuto dei nostri Max, Andrea e Maria Assunta come si può sviluppare un dialogo con Alibaba. A voi la linea. Grazie. Allora è interessante anche quello che abbiamo sentito fino ad ora, è interessante anche sentire Valentina Argiolas, che per me rimane un'azienda tra le più importanti che abbiamo in Italia. Anna Maria Fara si ricorderà che comunque la zuppa gallurese l'ha imparata qui in aeroporto durante un cooking show della zuppa gallurese con il sottoscritto, e mi fa piacere che lei oggi si occupi e si dedichi anche al cibo. Ma per Virginia, buonasera, siamo in diretta su Radiolina, sia in FM che in streaming, oltre ad essere su Facebook in video e anche sul sito dell'aeroporto, lo ricordiamo, geasar.it, con Maria Assunta Fod e con Andrea Assini. La prima domanda per te, Virginia, che ci devi spiegare assolutamente e immediatamente, che cos'è Alibaba.com. Grazie mille per la domanda e grazie mille per l'invito. Buonasera a tutti innanzitutto. Allora, che cos'è Alibaba.com? Alibaba.com è diverse cose. Mettiamo in comunicazione i venditori con gli acquirenti, ma è anche allo stesso tempo un motore di ricerca, quindi uno spazio all'interno del quale le aziende, gli acquirenti si recano per andare a cercare delle informazioni sui prodotti che poi acquisteranno o online oppure offline. E nel contempo è anche un network B2B, quindi una sorta di grande fiera online all'interno del quale è possibile andare a crearsi un network, quindi fare nuove conoscenze, conoscere nuovi distributori, nuovi operatori per appunto espandere il proprio business all'interno del mercato globale. Quindi Alibaba è sicuramente tutto questo, ma
anche molto altro. È una società che è stata fondata nel 1999 da Jack Ma, quindi più di 20 anni di storia, con una semplice missione, ovvero quella di rendere facile fare business da ovunque nel mondo, quindi anche stando semplicemente seduti sul divano di casa. Ed è ad oggi, quindi dopo 20 anni di storia, leader nell'e-commerce B2B, quindi nel commercio che avviene tra aziende, quindi aziende che vendono ad altre aziende. E quello che cerchiamo di fare qua in Italia con il mio team è proprio quello di aiutare le piccole e medie imprese italiane a diventare globali, quindi a entrare in una piattaforma che ha ad oggi più di 26 milioni di acquirenti attivi, quindi di acquirenti che ogni giorno entrano all'interno della piattaforma per cercare prodotti di cui hanno bisogno, e lo fanno attraverso una piattaforma che è plurisettoriale, quindi abbiamo più di 40 settori coperti all'interno della piattaforma, e andiamo a generare in questo modo, connettendo la domanda con l'offerta, più di 340.000 richieste al giorno, ovvero di richieste di preventivo, di informazioni, di inizio di negoziazione che gli acquirenti fanno ai nostri venditori. Come dicevo, è sicuramente una piattaforma globale, una piattaforma presente in più di 190 paesi al mondo, ma non bisogna spaventarsi perché è una piattaforma che in automatico si traduce in più di 16 lingue, quindi anche chi sa solo l'italiano può tranquillamente accedervi e comunicare con acquirenti, ad esempio, provenienti dalla Russia, scrivendo un messaggio in italiano e vedendolo poi tradotto in cirillico, in caratteri cirillici, quindi poi in russa. Grazie. Allora, adesso la domanda la farà Maria Assunta Fodde invece. Allora, Virginia, come fa un'azienda, una piccola media impresa ad operare con Alibaba? Allora, vediamo insieme come Alibaba supporta le piccole e medie imprese italiane. Allora, a me piace definire Alibaba.com, come dicevo già prima, come una grande fiera online, quindi una fiera non aperta 1, 2, 3 giorni all'anno, ma aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quindi quello che fa Alibaba è proprio dare uno spazio alle aziende che decidono di entrare sulla piattaforma. Al posto di uno stand fisico avremo su Alibaba un mini sito, quindi una propria sezione all'interno di Alibaba dove si avrà la possibilità di raccontare chi si è come società, quindi qual è il proprio profilo societario, le proprie capacità produttive, quali sono le proprie certificazioni, molto importante per produttori e venditori italiani, e anche quali sono già i paesi all'interno del quale sono sviluppati. All'interno di questo mini sito ovviamente si andrà poi a declinare la propria offerta attraverso delle pagine prodotto ovviamente B2B, quindi con prezzi non puntuali ma con range di prezzi, con minimi quantitativi d'ordine, e sarà proprio da queste pagine prodotto che l'acquirente potrà contattare il venditore. Il venditore verrà contattato e avrà modo di iniziare, di decidere prima di tutto se vuole portare avanti la negoziazione, ma poi appunto di conoscere il proprio acquirente e iniziare una negoziazione per poi, si spera, concludere la transazione nei più brevi tempi possibili. Essendo una piattaforma e-commerce, ovviamente si ha la possibilità di aumentare la propria visibilità attraverso del marketing e come dicevo prima, tutto questo è fatto in modo molto semplice, quindi con strumenti anche di traduzione simultanea, quindi tutte queste informazioni possono essere inserite tranquillamente in italiano e verranno poi tradotte in tutte le lingue del mondo. Ovviamente, come dicevo, non c'è da spaventarsi perché Alibaba ha come proprio obiettivo il successo delle aziende che entrano a bordo. Quindi abbiamo pensato a un programma di formazione per le aziende che entrano sulla piattaforma Alibaba.com, un programma di formazione in italiano fatto appunto dal mio team di account manager presente e basato qua in Italia, che è proprio un percorso formativo, quindi non solo volto a spiegare come operare all'interno della piattaforma, ma anche in senso più ampio ad aiutare le aziende a capire come digitalizzarsi, quindi quali analisi effettuare e quali decisioni poi prendere. Ultima cosa che Grazie, ci tengo... adesso abbiamo la domanda invece di Andrea Assini di Cara Sardegna, prego. Ciao Virginia, è un piacere averti qua. Ecco, io ritorno a parlare di enogastronomia e quindi ti chiedo quali sono i risultati sulla piattaforma per il settore dell'enogastronomia in Italia
quali opportunità vedi per un produttore sardo che voglia affacciarsi verso questo mondo? Grazie mille. Allora, sì, la categoria Food and Beverage è una categoria presente all'interno della piattaforma con grande successo. È una piattaforma che riceve richieste da acquirenti provenienti da tutto il mondo, quindi acquirenti provenienti dagli Stati Uniti, dall'India, dal Sudafrica, dal Canada, dall'Europa, ma anche da paesi come il Brasile, come la Nigeria, quindi sia grandi paesi sia anche paesi in via di sviluppo. Ed è un settore che sta avendo forte successo per i venditori italiani che già sono presenti sulla piattaforma. Sono stati venduti diverse tipologie di prodotti, abbiamo venduto caffè, tartufo nero, vino, formaggi, olio d'oliva e li abbiamo venduti in tutto il mondo, quindi come dicevo prima sia in grandi paesi come gli Stati Uniti, come la Russia, ma anche in paesi minori e in paesi appunto in via di sviluppo. Parliamo di ordini della grandezza del B2B, quindi non ordini piccoli, ma ordini di grandezze tra i 30 e i 150 mila dollari, quindi molto grandi e un'opportunità di business molto importante per le aziende italiane che si affacciano su questa piattaforma. Il numero di venditori italiani di questa categoria è cresciuta più del 45% solo negli ultimi mesi, e così anche le richieste che vengono fatte dagli acquirenti ai venditori italiani. Ci sono al momento sulla piattaforma sia grandi brand già conosciuti come Bialetti, Fratelli Branca, ma ci sono anche brand brand sardi, quindi abbiamo la Tazza d'Oro ad esempio, abbiamo Tipico, quindi abbiamo diverse tipologie di aziende già presenti sulla piattaforma, sicuramente una categoria molto in crescita con grandi opportunità per le aziende che avranno il piacere di intraprendere questo percorso. Grazie Virginia, adesso c'è uno scoop perché parliamo già ci portiamo già avanti. Con Andrea Assini parliamo già del 2021, vero? Sì, parliamo del 2021 perché ne approfittiamo per annunciare il prossimo webinar, chiaramente completamente dedicato ad Alibaba, quindi scopriremo quali sono tutte le funzionalità della piattaforma, chiaramente i vantaggi e le straordinarie opportunità che questa piattaforma, la numero uno al mondo dal punto di vista del B2B, può offrire alle nostre aziende. Ma per chi volesse invece informazioni sull'accesso alla piattaforma Alibaba, la mia domanda è: può contattare direttamente voi di Cara Sardegna? Può contattare direttamente noi alla mail info@carasardegna.com. Confermi Virginia? Sì, assolutamente sì. Vedi? Vabbè. Allora, noi siamo pronti invece per restituire la linea al padrone di casa, Lucio Murru. Ai padroni di casa direi, se riesco a eliminare questa mascherina maledetta, eccoci qua. Antonio, allora siamo alle conclusioni. Direi che possiamo trarre un bilancio molto positivo di questa giornata. Io direi giornata soddisfacente, grandissimi spunti, interventi di grande qualità come nelle altre occasioni, ma questa volta quando si parla di enogastronomia andiamo a fondo su un tema che sta a cuore a tutti, cerchiamo di viverlo da vicino e per gli operatori è un'opportunità. Credo che oggi si siano condivisi degli strumenti e delle idee interessanti e penso che lo spirito del call to action sia stato rispettato e anzi si sia proiettato nel futuro. Quindi credo, Lucio, è una giornata di cui essere contenti. Assolutamente, anche il fatto che poi abbiamo in qualche modo ricordato il lavoro di Giacomo Takis, credo che sia estremamente importante. È stato citato anche l'Aga Khan, che dobbiamo sempre ringraziare per quello che ha fatto per la nostra isola, per il modello che ha portato, per le competenze che ha portato, per le aziende che ha costruito, quindi credo che davvero sia una giornata molto interessante. Risentirei un attimo il comitato scientifico, Joseph e company, per avere un vostro feedback. Eccoci qua. Dunque, feedback molto molto interessanti. Ovviamente l'intervento di Carlo Cambi è stato eccezionale, ho visto anche i riscontri sulla rete, ma veramente è stato non solo ricco di spunti e di contenuti, ma è proprio stato, si vedeva che lui stava trasmettendo un'emozione, una passione, quindi abbiamo avuto veramente
diciamo abbiamo verificato come la passione per un lavoro, per un'attività, poi si riesca a trasmettere in una maniera veramente molto, molto fruibile. Mi è interessata una cosa sulla quale e poi questa può essere la discussione per il dopo festival, come l'abbiamo chiamato noi, ovvero il discorso sulla narrazione, cioè c'è un percorso legato soprattutto all'enogastronomia, che passa anche per una narrazione, per un racconto, che è una narrazione anche attraverso altre modalità diciamo, di evidenziazione di questa narrazione, non solo una narrazione oggettiva, ma anche una narrazione artistica. Penso non so, io ricordo quando andai in Scozia e quindi intorno al tema del whisky della Scozia tutto parlava di quello, dai cartelli stradali che ti indicavano dove trovare le diverse distillerie, in che modo farlo, ai racconti che magari potevi leggere in un pub, eccetera. Quindi volevo dare un po' ai colleghi, agli amici che sono collegati qua, adesso magari una discussione un po' più informale, capire in che modo poter sviluppare questo percorso della narrazione in Sardegna. Allora, lo facciamo fra un secondo perché diamo la linea a Max in modo che possiamo chiudere il collegamento con la radio e poi avviarci a commentare un po' di considerazioni e un po' di domande che sono arrivate dal web. Sì, no, Max. noi ti ringraziamo anche perché è stata una bellissima, adesso senza nulla togliere alle altre puntate, oggi è stata un pochino più densa, insomma, parlare di cibo, parlare di vino, parlare di gastronomia. Io poi sono per l'accogliere, per l'accoglienza nella nostra cantina. Facciamo soprattutto quel tipo di lavoro e chi ci conosce lo sa, no? Per noi è fondamentale la degustazione in cantina. Io ringrazio i miei compagni di viaggio, Maria Assunta Fodde, Andrea Sini. Sì, noi stiamo per chiudere, tra poco ci congederemo dagli ascoltatori di Radio Vorrei solo ricordare il prossimo appuntamento. Un minuto circa. Intanto Max. ringraziamo voi, ringraziamo tutti gli amici che incontriamo ogni settimana. Da Robert a Joseph a Gianluigi insomma a tutti gli altri, grazie mille e ci sentiamo la prossima volta. Grazie ancora. Ricordiamo solo l'ultimo appuntamento, il prossimo appuntamento, quello del 10 dicembre, Max. Sì, 10 dicembre ancora sostenibilità e turismo attivo, focus sulla 17, e-bike. Ok, grazie. Con il turismo attivo e la sostenibilità e con focus sull'e-bike. Ciao a tutti. Benissimo, riprendiamo la linea, ringraziamo i nostri amici di Radiolina. Antonio, Lucio, portiamo a casa tante cose interessanti. Ci rimangono in mente le 4L del professor Cambi, l'esperienza della rete d'impresa di cui ci ha parlato la dottoressa Argiolas, per arrivare poi ad Anna Maria Fara che con la sua passione ci ha condotto idealmente nel percorso Sardegna che tutti i turisti possono fare. Quindi direi che gli ingredienti ci sono stati tutti, per cui Lucio ci avviamo a questo scambio di battute ulteriore nel dopo festival. Io volevo ricordare anche un altro concetto che era molto caro a Giacomo Tax, che era identificare la Sardegna come isola della natura. Ecco, questa grande ricchezza della risorsa naturale bisogna poi in qualche modo fonderla, utilizzarla insieme. Abbiamo usato parole importanti, abbiamo parlato di condivisione, abbiamo parlato di concorrere a obiettivi comuni, ancora di fare sistema, ma questo ce lo diciamo costantemente. Credo che però oggi abbiamo fatto un passo in avanti. Sì, con dei suggerimenti pratici che ci fanno percorrere questo passo avanti e danno anche una bella prospettiva. Se nel 2021 raggiungessimo il grande obiettivo di essere più innovativi perché più veri e in grado di raccontarci, probabilmente faremmo bene alla Sardegna e al turismo e lo faremmo in modo sostenibile e naturale, un po' quello che ci siamo raccontati oggi. Darei la parola a chi? A Gianluigi, perché abbiamo un po' di domande in sospeso. Se posso, soltanto una cosa al volo, tecnica, se posso, ci metto 20 secondi. Ricordo a tutte le persone che siamo in diretta ancora, perché noi abbiamo fatto sempre dei post, però abbiamo sempre usato dei linguaggi da caserma, e invece ora non si può più, insomma, nel senso che... Il tuo linguaggio da caserma lo vuoi tagliare?
Direi di usare un linguaggio no, Robert, adatto. No, Joseph, non possiamo dire, diciamo che usavamo parlare di argomenti e col tono di voce che abbiamo fatto io e te l'altra volta. Non si può fare. Vabbè, stai togliendo l'emozione della portineria, che è quello che veramente dà piacere. Tutti aspettavano quello, avevamo una grande richiesta in questo Esatto. senso e tu la vuoi tagliare così. Esatto. E a te. Microfono. Audio. Non ti sentiamo, Gianluigi. Scusate, la vecchiaia. Tanti spunti e tantissimi complimenti a chi è intervenuto. Curiosità soprattutto riguardo le azioni, cioè è quanto poi il discorso della narrazione, come dicevi anche tu Lucio, sia importante da codificare per renderla, diciamo, attiva per agevolare, diciamo, insomma, essere un momento utile per vendere alla fine. Quello che è interessante è il senso del turismo della terra contrastato un po' al turismo del mare. Questo ha affascinato. E poi anche l'attenzione alle nicchie, come per esempio i bambini, ha colpito l'accoglienza dei bambini nella cantina Argiolas. Quindi ci si chiede però, una domanda specifica è: da 2 anni, seguendo i webinar e anche Call to Action, si parla di turismo enogastronomico, però in concreto non si è riusciti ancora a renderlo effettivamente un sistema, un'infrastruttura produttiva. Che cosa si può fare in concreto, al di là del momento particolarmente complicato? Ne abbiamo un po' tratto degli spunti, forse magari fare una sintesi per dare dei suggerimenti pratici alle persone che ci stanno ascoltando. Ecco. Io, da una parte, il prodotto territoriale di Argiolas, le guide che fungono da hub, l'e-commerce che può sicuramente essere uno strumento per integrare anche la vendita, però se riusciamo, magari forse Joseph può aiutarci a dare una risposta a questa domanda. Fammi fare una provocazione. Bisogna fare come ha fatto Anna Maria Fara, bisogna rimboccarsi le maniche e mettersi a lavorare sul territorio. C'è poco da fare, non dobbiamo aspettare grandi politiche o la DMO, e bisogna che qualcuno capisca che c'è un'opportunità e deve andare a coglierla. È molto semplice. In concreto, per esempio? In concreto, chiediamo ad Anna Maria cosa ha fatto lei. Lei è diventato un tour operator. Infatti lo chiedo ad Anna Maria, lancio la palla ad Anna Maria. Allora, io non sono in realtà diventata tour operator, sono soltanto una guida turistica con in realtà funzione, mi capita di fare le funzioni di tour operator, però non è diciamo la mia ragione sociale e il mio codice Ateco. Detto ciò, sì, io sono partita veramente con pochissimo, facendo io il mio sito internet, riempiendolo delle mie fotografie, scrivendolo perché volevo che il mio sito internet fosse la mia voce, quindi ci sono anche degli errori, probabilmente qualche piccolo errore che poi mi è stato corretto da una madrelingua. Però volevo che chi veniva a trovarmi sentisse proprio la mia vera voce e sapevo che c'era questa, io avevo fatto un'esperienza ovviamente lunga a Vigny e Surrau, sapevo che c'era l'esigenza di avere delle guide specializzate in enogastronomia, specializzate nel turismo del vino. E quindi per questo sono diventata, prima di cominciare la mia esperienza, sono diventata guida turistica e ho cercato subito di connettermi al mondo, traducendo il mio sito internet in inglese, mettendolo online e da lì ho avuto il vantaggio competitivo di essere la prima sicuramente. Però devo dire che i tempi sono maturi, ci sono tanti indizi che la Sardegna si sta muovendo in questo senso.
Le cose si fanno, credo, anche in maniera graduale, progressiva. Credo che in questo la Regione debba prendere un po' esempio probabilmente dalla Sicilia per far prima di tutto conoscere i vini della Sardegna come vini di qualità, come vini che possono competere con il resto della produzione italiana. Questo sta già avvenendo. Secondo me c'è un grande margine di miglioramento in questo. Si stanno creando delle reti per promuovere il turismo enogastronomico in Sardegna, quindi io credo che piano piano, a piccoli passi, si possa raggiungere l'obiettivo. Cerco di essere sempre ottimista. Certo, siamo in questa contingenza così particolare, però. Io sono d'accordo con Lucio, se posso, però c'è anche un problema di precondizioni. Cioè, non è estraneo, per esempio, che il legislatore abbia messo mano, Anna Maria, correggi se sbaglio, a una legge sull'enoturismo, no? Cioè, non è una stupidaggine, una normativa di questo tipo che regolamenta anche le professioni che ci lavorano dentro. Quando parliamo magari di connettività fisica e digitale, non è Lucio che la può fare Anna Maria questa, Se manca è un freno allo sviluppo, o sbaglio? Sì, però io dicevo un'altra cosa, Robert, dicevo, ci sono aziende come Argiolas che hanno compreso l'importanza della diversificazione. Valentina Argiolas ha aperto un punto vendita all'aeroporto di Cagliari, allora ha guadagnato certamente in visibilità, ha guadagnato in business, fanno vendite dirette, fanno degustare. È chiaro che hanno una visione su quello che è l'incrocio tra il mondo turistico e il mondo dell'enogastronomia. Altre aziende purtroppo non hanno ancora avuto questa visione, hanno ancora un sito che è ancora ancorato a cosa? A quelle 4 cose che si possono fare in cantina. Ecco, da questo punto di vista non ci vogliono delle grandissime strategie, devi avere un'idea di operare in quella direzione. Se posso, prego. Mi inserisco sul ragionamento. Condivido assolutamente quello che ha detto Lucio, anche conoscendo molto bene la Sardegna. Quello che noi ci rendiamo conto in questo caso è l'estrema, diciamo, quel filo che unisce la enogastronomia e la cucina, perché noi ragioniamo con una logica di prodotti, ma qui c'è un elemento fondamentale che è la cucina della Sardegna, la cucina tipica, con il turismo. Cioè, i turisti in qualche maniera possono e devono conoscere in diretto tutto quello che si produce e si fa. E lì c'è un problema importante, conoscendo anche i nostri operatori, dove e spesso cosa succede? Che i nostri albergatori, il receptionist, eccetera, quando il cliente chiede cosa posso fare, non è che gli viene in mente quello, vada lei a vedere la cantina Argiolas, è ovvio, ma altre diciamo produttori turistici. E lì c'è una problematica importante. Pertanto c'è quello che ho tentato oggi di introdurre come riflessione è l'elemento che gli operatori turistici della Sardegna, seppur vendono spiaggia, sole, mare, eccetera, devono sfruttare un atu strategico, ma soprattutto che gli darebbe molto valore al fatto di utilizzare, di comunicare tutto quello che è la enogastronomia come un valore importante. E che non succeda come mi è successo al sottoscritto, e non una volta, diverse, dove sono andato a ristoranti più o meno, diciamo, normali, in Sardegna, e dove il vino che mi hanno offerto era vino del Veneto, per esempio. Vuol dire, e lì c'è un elemento molto importante, quello di capire che il prodotto è fondamentale. Mi aggiungo anche un altro elemento sul quale il perché non cresce il prodotto turistico enogastronomico, perché va organizzato.
e non è tanto organizzato dalla logica, come diceva giustamente Lucio, a livello istituzionale, regionale, eccetera, sino anche a livello operativo reale. Noi abbiamo in realtà, in Sardegna abbiamo già delle strade, dei vini, mi correggerà se sbaglio Valentina, ma sono assolutamente virtuali, cioè un po' di comunicazione messa diciamo, ai margini delle strade, però se io voglio andare a visitare le cantine mi le trovo chiuse. Se io voglio andare a fare per la scoperta di determinati prodotti, non c'è niente, è soltanto, come dire, filosofia e non concretezza, e in conseguenza i nostri turisti vogliono evidentemente concretezza, andare a visitare e vedere. Non dimentichiamo una cosa che è molto importante: il food tourism è uno dei, diciamo, dei 3 turismi che negli ultimi 5 anni ha avuto una crescita a livello europeo maggiore. In realtà, diciamo, mentre che il turismo balneare è stato stabile, il turismo di città e il urban tourism, insieme al food tourism, è quello che ha avuto a livello, diciamo, di tutta Europa come outgoing, in qualche maniera, i tassi di crescita più elevati. E questo ci porta a un elemento importante, dobbiamo ragionare che 15 anni fa tutti pensavano che come destinazione enogastronomica o gastronomica era la Francia. Oggi non è più così. Ci sono destinazioni a livello nazionali che sono già percepite e riconosciute come destinazioni enogastronomiche. Ragiono sulla Spagna, ragiono anche per esempio sulla Croazia, che evidentemente, se uno lo guarda con la nostra prospettiva, ce ne rendiamo conto che la Sardegna vince 10-0 a quello che può avere la Croazia, piuttosto che l'Eslovenia, per esempio, che sta puntando tantissimo sull'enogastronomia. Però in qualche modo è da capire un po' quello che ho tentato di spiegare, cioè mettiamo assieme, ma cominciamo operatori del turismo non enogastronomico a sfruttare, a implementare il prodotto, la cucina, i vini, perché quello ci darà valore alla nostra proposta e sicuramente ci farà crescere. Questa è un po' l'impostazione. C'è un dato, una cosa e finisco velocissimo, l'ha detto Gianfranco, la Scozia, ragazzi miei, ha dei belli paesaggi, ha dei laghi, una narrativa fantastica sul Loch Ness, ma a partire del whisky e non altro, molto di più, ci campano e hanno costruito di tutto. Qui c'è un elemento fondamentale, cioè visione, ma anche una cosa estremamente importante, e lì so che vado a mettere il dito nella piaga del cuore sardo. Diciamo, dimenticare un po' la sacralità. È come i francesi con il champagne piuttosto che con i catalani con il cava o altro, le hanno tolto la sacralità e hanno capito l'opportunità e hanno, a partire da un prodotto come il whisky, più o meno banale, hanno costruito una, diciamo, ma a livello strategico nazionale, ma anche operativamente, i propri operatori turistici, perché tu vai a dormire in un albergo, ve lo dico perché mi è successo in Scozia, e ti trovi gli espositori con le bottiglie di whisky, ti fanno tutti promozione, te la menano e te la raccontano, e a partire di del banale whisky ti hanno costruito tutta una narrazione sulla quale campa tutto quello. E c'è anche, vado di più, la strategia turistica di, per esempio, l'Irlanda, sia del nord come l'Irlanda classica, ma anche dell'Inghilterra e delle Scozie in particolare, stanno puntando enormemente negli ultimi anni sulla gastronomia. E la carne è buona, però ragazzi, ribadisco, i prodotti, la potenzialità che hanno questi paesi rispetto comparato al prodotto che abbiamo e ai vini che abbiamo in Sardegna, niente da vedere. Pertanto dobbiamo capire. Dal pubblico c'è una domanda per Giuseppe. Posso, Lucio? Allora, se riesce a rispondere... Allora, Ilaria Carta intanto dice che sta mettendo nella sua tesi alcuni spunti del tuo libro, non so quale, però insomma. E
Che consigli puoi dare sul turismo enogastronomico nel centro della Sardegna, in zone e provincia di Oristano, in cui il turismo non è presente? Lei dice anche, mi riferisco al Barigadu, lo conoscete? Sì. Assolutamente sì, certo. Capirai, Broadway, cioè Barigadu. E dice se non tanto per la parte del mare, ma dalla parte interna. Insomma, in sostanza, la domanda mi sembra abbastanza pertinente. Dice, se non ci sono i turisti, che si fa? Se li attrae. Ragazzi, c'è un elemento fondamentale e io, quelli che mi conoscete, sapete che vi martello su questo. Che mi conoscono, quelli che mi conoscono. Grazie, quelli grazie che mi Robert. Conoscete. Ma vorrei dirvi a tutti che dopo, normalmente dopo Robert mi manda la fattura come professore di italiano, però ti ringrazio, questa è gratis, Robert, non farmi dopo la fattura. Non ti Grazie. preoccupare. No, allora, come dicevo, c'è un elemento fondamentale. Noi siamo, Sardegna, anche Italia, però in Sardegna, noi siamo abituati a che i turisti ci arrivano. Ormai quel mondo non c'è più. Grande conseguenza del Covid, dobbiamo di andare a cercare i turisti. Pertanto, in questo caso concreto, conosco bene diciamo tutto l'oristanese, l'interno, eccetera, e si deve di cominciare ad andare a cercarli, ma per andare a cercarli, a proporti, deve di offrire qualcosa, deve di creare una proposta turistica, enogastronomica e portarla, diciamo, all'attenzione del cliente o del potenziale cliente. Quello che è molto importante però, e lì c'è un passaggio importante sul quale parlava prima, mi pare che era Antonio o anche Gianfranco, la narrativa, cioè dobbiamo di raccontarlo, ma attenzione, dobbiamo di raccontarlo in un modo che lo capisca il turista, cioè se io li parlo, come dire, con la logica sarda, probabilmente non capirà che cosa c'è. Una delle cose che ha raccontato molto bene Valentina è il fatto che quello che loro fanno, il prodotto che loro fanno, è un prodotto della pancia, della tradizione, del sapere che riflette la terra. Però dobbiamo di raccontare questo al potenziale turista, proponendole ovviamente, diciamo, l'esperienza che avrà. Ma soprattutto, ribadisco, non aspettare, non possiamo pensare che i turisti arriveranno così per arte di magia sull'oristanese. Dobbiamo di andare a lavorare, dobbiamo di andare a creare una proposta turistica in ottica di mercato, non più in ottica nostra, cioè il cliente sempre al centro, per capirci, customer centric, per andare a creare proposte, prodotti, offerte che siano interessanti e andare sul mercato. Questa è un po' la base sulla quale dobbiamo partire. Chi voleva Posso dire una cosa, scusatemi. Abbiamo parlato prima di cosa si potrebbe fare. Purtroppo noi da soli poco possiamo fare per cambiare veramente le cose in tutta l'isola. Manca, come ha detto Joseph, proprio una visione generale. Sino a quando continueremo a investire in industrie inesistenti, in miniere, il turismo verrà sempre lasciato come ultimo, come scarto. E se non si lavora su questo con una visione generalizzata, generale all'estero, noi oggi non contiamo praticamente nulla, non siamo una destinazione enoturistica e il turismo non è una motivazione di viaggio per arrivare in Sardegna. Noi arriviamo a catturare i turisti che arrivano in Sardegna perché vengono a vedere le spiagge. Forse sarà 1% la percentuale di turisti che veramente vengono qui attratti dalle bellezze, dall'offerta enogastronomica. Sono briciole. Quindi noi ci inventiamo, facciamo di tutto, formiamo staff, investiamo per briciole di quello che effettivamente potremmo avere. Quindi qui bisogna proprio lavorare su una visione generale che faccia diventare Sardegna una motivazione di viaggio per il turismo, così come lo è diventata la Sicilia. Noi non veniamo neanche citati la maggior parte delle volte. Cioè, nel sud viene citata la Sardegna e la Puglia, la Sicilia e la Puglia, la Sardegna è completamente inesistente. Lì bisogna lavorare. Per quante cloni di Valentina e di Anna Maria si possano fare, non si raggiungerà mai quel risultato che invece deve essere a livello regionale di lavoro di rete generalizzato, di tutti gli assessorati. Non parlo solo di turismo, ma il turismo deve dialogare con l'agricoltura per fare piani
o deve lavorare con i trasporti, perché un altro nodo fondamentale è questo, la difficoltà di arrivo. Adesso abbiamo avuto tutto questo tempo per studiare, spero che l'abbiano fatto quelli che dovrebbero prendere queste decisioni, perché la Sardegna è l'isola in cui comunque apparentemente l'isola l'isola in cui si sta bene, in cui ci si sente al sicuro, ecco, questa parola è importante, in cui le persone si sentono al sicuro. Se noi riuscissimo a cucire addosso un messaggio e fare in modo che venga veicolato come messaggio turistico, forse saremo vincenti. Se saremo capaci di fare questo è il momento giusto, perché la Sardegna è percepita all'estero come una regione, non mi viene mai la parola in italiano, come una regione che ti protegge, che ti tiene al sicuro, ecco. Ma Valentina, quando io parlavo di narrazione è esattamente questo, c'è un caso di narrazione istituzionale forte che deve essere il sistema. Io faccio spesso un esempio che poi diverse volte abbiamo fatto con Lucio. Noi abbiamo una strada che dai turisti è percorsa per andare quasi, la maggior parte dei turisti percorrono la 131, spostandosi da un aeroporto ad un porto, ad una destinazione. Ma quanto viene raccontato su quella strada di quello che c'è intorno? Non c'è nulla. Quando io sono stato, non parlo della Scozia, parlo in Inghilterra, arrivavo a Stonehenge, da 100 km prima di Stonehenge, ogni 10 km trovavo un cartello, mi fermavo in un pub e a 90 km prima mi raccontavano di Stonehenge. Io a Stonehenge mi sono dovuto, indipendentemente dal fatto che stessi già andando lì, ma uno che non conosce, comunque lì si fermerà perché vede tutto intorno che parla di quello. Allora, se noi non iniziamo attraverso un percorso istituzionale, naturalmente, che deve mirare a quello e quindi racconta il territorio anche in questo modo, facciamo poca o meglio, facciamo quella fatica di cui parlavi tu prima, cioè noi raccogliamo poco, seminiamo molto, ma alla fine raccogliamo poco, perché i turisti è vero che ci sono, ma se li lasciamo lì non riusciamo a drenarli attraverso un meccanismo anche di narrazione, soprattutto di narrazione come questo. E poi volevo farti una domanda, perché hai detto una cosa secondo me interessante sul discorso della rete. Hai detto noi a Serdiana siamo 4 cantine e siamo fra di noi in rete. E siamo fra di noi connessi. Io voglio dire per i non sardi che Serdiana in Sardegna è il sinonimo di un paese del vino, già questa relazione è già percepita, ed ecco qui già il salto della narrazione, cioè associ già il paese a una tipologia di vitigno o di vino, di degustazione, di prodotto di qualità. Ecco, la possibilità che anche soggetti piccoli possano mettersi in rete in piccoli territori è una strategia, secondo me, che dal basso può iniziare a partire. Ecco, non so se la tua esperienza è questa. Sì, è stato un cammino non facile, ci sono immagino. All'interno della rete oggi ci sono 23 aziende, tutte dell'enogastronomia, quindi caseifici, cantine, salonifici, agriturismi, eccetera. Diciamo che molto è partito dalla lungimiranza dell'allora assessore alla programmazione, quando l'Unione dei Comuni del Parteola aveva proposto un piano di sviluppo territoriale, che era una sorta di copia e incolla di un piano che poteva essere stato presentato in Piemonte, in Veneto, in Sicilia, perché era proprio senza nessun riferimento a luoghi veramente. L'allora assessore ha chiamato noi aziende per sottoporci il piano e portarci all'interno di una discussione. Da allora è nato questo progetto, che è stato diviso in 3 parti differenti. La prima era la costituzione della rete d'impresa, che era come elemento primario per andare avanti col finanziamento regionale. La rete d'impresa a soggetto, quindi un po' di anni per cercare di trovarci, di andare d'accordo e di fare il sistema. Una volta costituita la rete, quindi con sottoscrizione dal notaio, eccetera, tutto un lavoro abbastanza complesso anche quello, abbiamo presentato un piano di comunicazione che ci è stato finanziato dalla regione. Secondo step era quello invece dello sviluppo della viabilità e tutti quei percorsi legati all'enoturismo all'interno del nostro territorio, quindi cartellonistica, rifacimento di strade, di ingressi, di piste ciclabili, di piazze, tutto quello che doveva abbellire. Un esempio di uno degli ostacoli è stato che, ad esempio, l'Unione dei Comuni ha presentato un piano senza interpellare le imprese, un piano di rifacimento di piazzette. Sappiamo come fanno quei comuni a volte, che pensano solo ora pro me e non pensano invece che facevano parte di un sistema. Allora l'assessorato ha mandato indietro il progetto dicendo che se non ci fosse stata l'approvazione, la firma del comitato di gestione della rete d'impresa, il progetto non sarebbe stato finanziato.
Quindi il progetto è stato ripreso, rielaborato, riscritto con noi aziende ad hoc, quindi perché effettivamente rispondesse alla finalità di un turismo. Il terzo step sarà quello degli aiuti alle imprese, quindi l'assessore della programmazione stanzierà dei fondi che sono già stati stabiliti affinché le imprese possano, con premialità perché fai parte della rete di impresa, destinato al Parteola, per ad esempio B&B all'interno delle cantine, ristorazione nei luoghi, tutto quello che può essere utile alle aziende, wine shop all'interno, sale di degustazioni, tutto quello che può essere utile alle imprese della rete per fare un turismo. Però è stato veramente abbastanza, diciamo, lungo e complesso e farraginoso. Però esiste, è l'unico caso in Sardegna. Ti posso chiedere quanti anni ci hai messo? Ero incinta di mio figlio Giovanni. Ecco. Bene. Ragazzi, purtroppo dobbiamo ridare la linea alla regia, quindi se qualcuno vuole proprio fare un flash, ora o mai più, come si dice. Via. Posso fare una domanda a Joseph? Va bene. E sia facile, Maria Assunta. No, è molto facile. Quanto contano i professionisti nell'organizzazione di una struttura, cioè nella costruzione di un prodotto turistico enogastronomico? Perché noi abbiamo sentito adesso Valentina che ci ha parlato di una sua esperienza di persone impegnate su vari fronti, ma la maggior parte di noi è convinta di poter fare un po' tutto. Quanto conta invece nel risultato, nell'effetto di una campagna, di un prodotto, nella costruzione di un prodotto, affidarsi ai professionisti? Io direi che è fondamentale. Sai, il one man band ormai non funziona più. Pertanto, come ha detto giustamente Valentina, se tu vuoi lavorare bene con le visite in cantina, professionali, eccetera, tu hai bisogno di avere gente preparata a due livelli. Uno, dal punto di vista tecnico, perché come sa molto bene Anna Maria, un giorno ti trovi il maggiore esperto che tu dici qualcosa e te lo corregge, perché dobbiamo capire e essere consapevoli che molti turisti oggi hanno una cultura, soprattutto l'enogastronomico e in particolare l'enoturista elevata, ma anche formazione specifica sull'accoglienza turistica. Cosa dire o non dire? Guardate, c'è una cosa, io ho lavorato, ho creato diverse reti di cantine, produttori, eccetera, purtroppo non in Sardegna e in Italia, ma mi sono trovato ancora... Diciamo il fatto che il produttore della cantina ti tira fuori, mi è successo Valentina, il bicchiere di plastica, ok? Pertanto c'è un livello molto importante, la professionalità oggi è fondamentale, pertanto lo può fare il produttore ma va formato, il concetto alla buona non funziona più, questo dobbiamo tenerlo molto chiaro, direi a tutti i livelli, nel turistico, ma soprattutto se vogliamo lavorare in quello che è o sviluppare il prodotto turistico, enogastronomico o anche enologico. Posso dire una cosa? Flash, hai 20 secondi, vai, perché stiamo chiudendo. Riguardo proprio la professionalità, riguardo la parte di narrazione, di cui insomma, mi sento particolarmente preso in causa, spessissimo si privilegia, diciamo, la consistenza del prodotto enogastronomico in generale sull'aspetto proprio solo di narrazione, senza avere sotto invece la ciccia, cioè proprio la consistenza vera. Ed è un po' si è rovinato anche il mercato con una glassa, diciamo, di narrazione spesso con non corrispondenza veritiera, ha portato, diciamo, a svilire anche il prodotto stesso. Quindi ritorniamo dalle basi, ritorniamo prima di tutto dal prodotto, da lì la rete e sopra ci costruiamo le narrazioni, perché il contrario è uscito malissimo negli ultimi anni. Questo è un po', insomma... Benissimo, io devo ringraziarvi ancora una volta tutti, Anna Maria, Valentina, Virginia che è dovuta andare via e naturalmente il comitato scientifico. Ci diamo appuntamento fra 15 giorni e parleremo di turismo attivo, Antonio, e parleremo di bike, quindi andremo a fare un focus specifico. Interessanti e ancora una Cose volta molto possiamo concrete. fare un ottimo lavoro. Grazie Lucio. Buona serata a tutti. Finalmente inizia
la parte privata di questo la parte più interessante, dove possiamo sbizzarrirci col linguaggio, naturalmente. Esatto. Bene. Ciao a tutti di nuovo, a presto. Arrivederci a tutti. Ciao, grazie a tutti. Ciao.